Di Vigasio, dove siamo al Giro di Boa per questa ultima giornata di andata, ovvero siamo alla giornata numero 9, dove la capolista, ovvero la Punto Inox Vigasio, affronterà quest'oggi il TME 88, una squadra sulla carta molto tosta, dove ha appena trascorso il weekend scorso con un passo falso in casa del Possaccio, però sicuramente oggi cercherà riscatto per questa nona giornata per non perdere le redini, insomma, della classifica. E quindi ora si stanno ultimando i giri di riscaldamento, ovvero le prove campi per la squadra del TME 88. Intanto vediamo inquadrato il direttore di questo incontro, ovvero Giovannini Cristian, seguito dai suoi assistenti arbitrali, ovvero Benzoni Gaetano e Boccaccia Lodovico. Tra pochissimo ci sarà la consueta presentazione delle formazioni da parte, insomma, del CT della Vigasio Villafranca, Nicolini Massimo. Ora breve spazio alla regia e poi ci ritroviamo qui in diretta dal Barranco per rivivere con fiato sospeso, insomma, questa nona giornata di campionato. A tra poco. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
Eccoci rientrati dal barranco di Vigasio, intanto inquadrata la panchina della Vigasio Villafranca con il CT Nicolini Massimo, gli atleti Nanni Alfonso, Formicone Gianluca, di spalle vedete inquadrato il giovane Umberto Campagnolo e poi infine il mitico Giacomo Lorenzini. Quest'oggi, insomma, come avevo preannunciato, un match tanto atteso più che altro per la formazione della TME 88, dove ha avuto un passo falso contro il Possaccio e oggi sicuramente cercherà di riscattarsi, di portarsi ancora sotto nelle prime posizioni della classifica. Un punto Inox che è a quota 18 punti con 8 partite giocate, 5 vinte, 3 pareggiate, 0 perse. TME 88 invece 12 punti, 7 giocate, 4 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. E appunto, insomma, per il TME 88, come avete potuto sentire, 7 partite giocate, dovrà recuperare la terza giornata di campionato in casa del Flaminio proprio sabato prossimo, 1° aprile, quindi ancora una carta da giocarsi in casa del Flaminio. E poi anche per il TME 88 si concluderà così il girone di andata. Qui al mio fianco c'è Andrea Martini quest'oggi che mi darà sostegno con la sua seconda voce. Buongiorno Andrea, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora Andrea, oggi abbiamo anche in campo qualche ex, giusto? Qualche amico gioca contro di noi oggi, ma li rispettiamo e forza Vigasio per noi, diciamo. Io sono di parte, lo sai. Ci teniamo a precisare questa cosa, io naturalmente faccio del mio meglio, poi insomma se la seconda voce tirerà un po' più dalla parte del Vigasio Villafranca chiederemo insomma perdono ai nostri ascoltatori. Sicuramente io sarò imparziale, ma tifoso del Vigasio sicuramente. Allora è quasi tutto pronto qui al barranco di Vigasio, si stanno ultimando le fasi di preparazione delle corsie di gioco con il collaboratore Renzo Merlini. Ora vediamo che c'è come consuetudine molto pubblico presente quest'oggi e già ne approfitto già Andrea per ricordare un grande socio e una grande persona che è venuto a mancare qualche giorno fa, un grande tifoso insomma della Vigasio Villafranca, ovvero Giovanni Caceffo. Io volevo fare questo nominativo perché insomma è stato un pilastro importante di questa struttura bocciofila che ha avuto insomma modo anch'io ho avuto modo di conoscerlo durante questi miei anni che frequento la bocciofila di Vigasio Villafranca. Ci tenevo a ricordarlo così. Non so se tu Andrea vuoi aggiungere altro. Sì, è stato uno dei primi fondatori insieme al papà di Franco Pighi e insieme anche Ivano Falavegna, dunque era un socio storico della Vigasio. Purtroppo è venuto a mancare improvvisamente. Tanto vediamo inquadrato anche il papà di Nicolò Lambertini. C'è molto pubblico anche dalla parte del Codogno, intanto inquadrata anche la mamma di Nicolò. Ora il nostro speaker è pronto, Nicolini Massimo, per dare il via a questa 9ª giornata, quindi ora passo la parola a Nicolini Massimo per la presentazione delle due squadre. Bene, ale, bentornati al barranco di Vigasio, 9ª giornata di campionato, forza punto Inox, metti la freccia. Oggi ospitiamo la formazione del TME 88 di Codogno, le formazione per la codognese, il dirigente Lamantea Carlo, l'allenatore Campolungo Mauro, l'atleta capitano Bagnoli Andrea, gli atleti Russo Marco, Lambertini Nicolò, Pedretti Davide, Cossu Pierpaolo, Rossoni Paolo. Il direttore dell'incontro, il signor Giovannini Cristian, i suoi assistenti, il signor Benzoni Gaetano
e il signor Boccaccio Lodovico. Ed ora la formazione del nostro punto inox Vigasio. Il capitano, il mastino siciliano Gaetano Miloro. Ghiaccio bollente Giacomo Lorenzini. Direttamente dalla casa del Papel è il professor Gianluca Monaldi. L'alfiere Umberto Campagnolo. Sul tetto del mondo Gianluca Formicone. Terminator Alfonso Nanni. Il dirigente Elmanni Marco Mannino. Il presidente Sua Maestà Franco Pighi. Presidente onorario il sempreverde Piero Paccara. Il vicepresidente Freccia Rossa Aldo Moron. Non esiste mondo al di fuori dei confini di Vigasio. Forza.inox, forza Vigasio! Buongiorno a tutti, io per compagnia mi porto sempre un magno di prosecco che così mi sento meno agitato, per cui ho sempre qua la bottiglia di prosecco che mi aiuta per le emozioni che provo sempre quando vengo qua in mezzo a voi. Ben arrivati agli amici di Codogno, un po' della squadra di Codogno già conoscono bene i campi e Vigasio in particolare, per cui sono marcati a vista il Bagnoli e il Russo, perché loro sono di casa qua e per cui a vista li marchiamo. Io devo ringraziare sempre il pubblico presente, sempre bello abbondante, e ringraziare i miei giocatori e tutti quelli che entrano qua dentro, perché la bocciofila di Vigasio, tra la sala da pranzo, i campi da bocce, la gente è sempre una passione che ci unisce e che fa un'unione. Per cui grazie a tutti, divertitevi e vinca il migliore. Un abbraccio a tutti. Poi devo parlare poco perché la Silvana, che è mia moglie, ha detto devi dire poche parole e via che giochino e non rompere le scatole. Io ho fatto così, va bene? Il nostro prosecco quando...
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati allora dal barranco di Vigasio, tutto pronto per questa nona giornata. Ora si stanno ultimando l'andata e ritorno di riscaldamento, diamo intanto un'occhiata alla line-up delle due formazioni, giusto anche per un po' rinfrescarci la memoria. C'è già una piccola sorpresina da parte Team 88. Sì, infatti ora intanto vediamo Punto Inox Vigasio, schiera in campo il capitano Miloro Gaetano, seguiti dagli atleti Monaldi Gianluca, Nani Alfonso, Formicone Gianluca, Lorenzini Giacomo, Campagnolo Umberto, CT Nicolini Massimo, il dirigente Marco Mannino. TME 88 risponde con Andrea Bagnoli, capitano, Cosso Pierpaolo, Russo Marco, Lambertini Nicolò, Rossoni Paolo e poi Pedretti Davide, CT Campolungo Marco e Lamantea Carlo per quanto riguarda il dirigente. Vediamo intanto che le formazioni in campo sono, per quanto riguarda la formazione terna, la classica terna di casa della Vigasio Villafranca con Monaldi Gianluca, Miloro Gaetano e Nani Alfonso. Risponde il TME 88 con Pierpaolo Cossu, Bagnoli Andrea e Russo Marco. Per quanto riguarda invece l'individuale, Formicone Gianluca, per quanto riguarda il Punto Inox Vigasio e TME Codogniese, schiera in campo forse a sorpresa come avevi citato tu Andrea, Rossoni Paolo. Sì, sono curioso io di vedere questo Rossoni, non è che lo conosco tanto bene, avevo visto Nicolò spesso giocare individuale, hanno optato per questa soluzione contro Formicone, che è sempre difficile trovare un avversario adeguato. Ci provano con Rossoni. Tanto si stanno ultimando le fasi di riscaldamento, la corsia numero 1, abbiamo visto insomma la classifica dove vede al comando il Punto Inox Vigasio con 18 punti, segue la Giorgione Trevillese a quota 17, Possaccio quota 14, MP Fidrica Cialanza 13, TME 88 a 12 punti, Faravolo Boutique 11, Nova Inox Mosciano 9, Boville Marino 9, CB Flaminio 5 e Confer Metal Market 3. Come vedete TME 88 e Flaminio sono le uniche due che hanno la partita da recuperare, la recupereranno la terza giornata il sabato prossimo, 1° aprile, in casa insomma della Flaminio. Diciamo che il Team 88 con una partita da recuperare, vincendo oggi, sarebbe potenzialmente primo, e dopo c'è da seguire questo scontro al vertice tra Possaccio, che io la ritengo una delle favorite, contro Giorgione Trevillese, che dopo aver preso la batosta qua in casa nostra è andata a vincere a Milano, quindi sempre da seguire anche Giorgione, quei due campioni dei fratelli d'Alterio. Intanto è iniziato il match, noi siamo con i riflettori puntati alla corsia numero 2, dove vedete che sta andando in accosto Rossoni Paolo. Mancino. Con il mancino gioca diritto per diritto. Intanto è iniziato anche il match nel primo set di terna, costo leggermente corto quello di Rossoni Paolo, si aggira intorno a una settantina di centimetri, ha tutto lo spazio per giocare in accosto Formicone Gianluca. Vedete che già ha lasciato la sua seconda boccia Gianluca Formicone, sembra forse leggermente corta, però
arriva piano piano nei pressi del pallino, dovrebbe aver realizzato il punto, infatti è proprio così, si posiziona a una quarantina di centimetri, ci pensa un attimo Rossoni Paolo sul da farsi, forse cerca anche qualche consiglio magari dalla panchina. Intanto c'è anche il primo tiro per Nanni Alfonso sul campo a fianco, ed ora va al tiro Rossoni Paolo. Ha colpito Paolo Rossoni, difende insomma il punto di circa una settantina di centimetri. Gianluca Formicone è già pronto per scendere in accosto. Ha lasciato la sua terza boccia Gianluca Formicone, conquista di nuovo il punto Gianluca con una boccia doppia con il pallino, boccia leggermente più avanti rispetto al pallino. Vediamo se Rossoni Paolo proverà a cercare una sorta di incastro sul punto. Giocata sicuramente non semplice questa, però insomma abbiamo visto che è partito molto bene Gianluca Formicone e, come avevo anticipato, gioca in accosto Rossoni Paolo. La gioca bene. Bene giocata, conquista il punto Paolo Rossoni, e ora vedremo Gianluca Formicone come proverà a bocciare questa boccia, perché tavola di fondo, se no Ce n'è due di Formicone dentro. infatti comanda il gioco con la tavola di fondo Gianluca Formicone. Serve quasi tirare il terzo punto per infilarle tutte e due, se va bene bene, se no ame. Vediamo cosa decide. Va sul punto. È un tiro difficilissimo questo. Ha colpito la boccia Ha colpito dichiarata. la parte giusta, gli è andata bene in testata, ha preso Sì. il punto. Ha praticamente spostato il pallino a fondo tavola, così portato a casa il primo punto Gianluca Formicone. Comunque è stato un gran tiro, perché ha tirato solo per prenderla lì, dopo ha caricato il pallino anche. Gran tiro. Allora adesso staremo a vedere Gianluca dove Solito imposterà posto, il gioco. Vediamo che sempre là. va già nella zona, come dico sempre nelle mie cronache, dove osano le aquile. La zona è quella lì, quella preferita da Gianluca Formicone. Ultimo riquadro quindi della corsia numero 2 del Barranco di Vigasio. Gianluca Formicone ha già giocato la prima boccia. Discreta. Si posiziona a una cinquantina di centimetri prima del pallino. Rossoni Paolo prova a giocare in accosto la sua prima boccia, tagliando tutta la corsia di gioco, quindi da destra verso sinistra con il mancino. Prima boccia indirizzata. È una boccia che ti invoglia ad accostare, però è molto in strada quella boccia lì. Infatti, come vedete, trova l'impatto sul punto Rossoni Paolo, quindi non riesce a conquistare subito il punto. Ora penso che ritornerà a giocare in accosto, che perché non vedo altre soluzioni per questo inizio. Molto concentrato. Ringraziamo Giuseppe Fracasso per i complimenti alla veglia, e noi qua dal vivo ce la gustiamo ancora di più come tifosi delle bocce questi incontri. Dal vivo è bello in TV, però dal vivo è tutta un'altra cosa. Specialmente quando ti trovi a commentare. Esatto. No, la vivo meglio come da tifoso. Commento, mi devo controllare un po' di più. Però vedi lo stato d'animo dei giocatori, senti l'atmosfera, senti anche qualche volta i commenti dei time out, quelle cose lì, tanta roba dal vivo.
quest'anno abbiamo una grossa fortuna noi tifosi di Vigasio di seguire una squadra così importante e così forte. Allora, terza boccia in accosto per Rossoni Paolo, 3 accosti non buoni per lui, come vedete le prime 2 corte, questa troppo lunga, il punto comunque rimane sempre a favore di Gianluca Formicone, che era partito insomma con una boccia leggermente larga, però non No, è larga, era un po' corta, un ma po' era corta, molto in sì. strada, molto in strada. E farlo 4 volte lì non è facile. Ultima boccia per Rossoni Paolo, anche questo accosto non buono. Ora non so se Contro Formica non puoi fare quelle tornate qua. tanto si dispera un po' Rossoni Paolo per questi 4 accosti non buoni. Viene a visionare il gioco da vicino Gianluca Formicone, prova insomma a rendersi conto. Sta mettendo le coordinate nel computer. Tu. Sì, vuole un attimo. Deve capire da che parte entrare. Allora, io che conosco, o meglio, conoscevo abbastanza bene queste corsie di gioco, anche con le sponde laterali si può andare. La strada che lui sceglie è, diciamo, la più semplice ma la più difficile, te lo assicuro, perché se sbagli il canalino vai tutto a sinistra. E intanto entra con il secondo punto Gianluca Ma lui Formicone. ma lui è Formicone. La puntata più o meno diritta al pallino, forse l'ha tenuta leggermente su una quarantina di centimetri alla sinistra del pallino. Sbagli un attimo canale, o vai addosso le bocce o vai tutto a sinistra. Questa dovrebbe passare anche questa. Passa. E sono già 3. Sono già 3 i punti per Gianluca Formicone. Ultima boccia in mano per Gianluca, attende l'accosto sulla corsia a fianco di Andrea Bagnoli. Quindi un avvio un po' in salita per quanto riguarda la formazione individuale da parte del TM 88. Gianluca, ultima boccia in arrivo per lui. E sono 4. Poker portato a casa per Gianluca Formicone, che vola 5 punti. Ora sicuramente imposterà sempre il pallino nella zona dell'ultimo riquadro. Vedremo se sarà così. Ah, sicuro. Forse è impostato un po' più corto rispetto a prima. Anzi, sì. Anzi no. Il pallino un po' defilato sul laterale destro. Gianluca Formicone pronto a scendere con la prima boccia in accosto. La gioca con l'aiuto della tavola laterale destra. Li ha capiti talmente tanto bene questi campi qua, che di solito tutti i giocatori, anche i nostri dell'anno scorso o quelli che vengono a giocare da fuori, non usano mai le tavole, perché è sempre un po' difficile usare le tavole. Lui nessun problema. Eh sì, se si conosce bene questi campi, le tavole ti possono aiutare molto, e poi quando ci trovi, diciamo, il feeling, è anche bello insomma affidarsi alle tavole laterali. Oddio, qua con la tavola laterale puoi fare fatto in tutte le posizioni praticamente, però bisogna conoscerle bene. Anche Rossoni questa volta l'ha giocato con la tavola. Boccia in arrivo di Rossoni Paolo. Bene giocata. Giocata bene. Stringe molto sul punto, si ferma una ventina di centimetri, poco più. Boccia è sola, Gianluca Formicone non ci pensa 2 volte, è già pronto al tiro. Colpisce Gianluca, ha sfiorato anche la propria boccia alla tavola di fondo. Un rimpallo fa fuoriuscire la boccia del TM 88, quindi sarà di nuovo il turno di Gianluca Formicone, che giocherà in accosto la sua terza boccia. Vedete che non ci penso 2 volte Gianluca. Stessa strada più o meno di prima. Boccia forse questa volta leggermente corta. Sì, 27, 28. Insomma, rispetto a prima un po' più corta. 30 forse, ma forse. Ora Rossoni Paolo va al tiro. Colpisce Rossoni, attenzione perché c'è lo scarico sul pallino.
pallino va alle tavole di fondo, questa volta la meglio Rossoni Paolo che conquista sì. un punto che si aggira intorno a una trentina di centimetri. Ultima boccia in mano per Gianluca Formicone, staremo un po' a vedere. Tocca andare a accostare per forza, è solo dietro il pallino e passa tutto dietro. Leggermente lunga. Sembra leggermente lunga la boccia di Gianluca Formicone. Se trova l'impatto si salva. Sfiora la boccia di Rossoni Paolo, vediamo se fa una Si è sorta di retromarcia. Eccola, ecco sta. Segna veloce. In questo caso se l'arbitro avesse segnato un po' prima, se l'avesse segnata subito la riportava dove era prima. Esatto, se invece scendeva ancora finché non si fermava. Per fortuna non è riuscito a conquistare il punto, perché sennò ci potrebbero essere state subito delle contestazioni, però insomma dipende da quanto sta ferma. Ha fatto una breve retromarcia, ma poco importa, insomma. Mamma, ha rischiato la tavola laterale Rossoni Paolo. Questa ne fa 2. Sembra leggermente corta, però sta ancora girando. No, secondo me sì. Facendo di sì con la testa. Quindi accorcia brevemente la distanza Paolo Rossoni. Quindi si va sul 2-5, vedremo se proverà a contrattaccare impostando il gioco sulla parte corta della corsia. Staremo un po' a vedere. Intanto si posizionano le bocce sul portabocce come da regolamento. Nel frattempo sul campo a fianco c'è il tiro di Marco Russo, bocciata di sottomano per lui. Sembra partita molto bene la terna della TME 88. Bene, sì. Vedete da questa inquadratura dall'alto che prende un pezzo di visuale anche dalla corsia numero 1. Rossoni Paolo imposta più o meno un metro abbondante dopo la linea dell'Achito, pallino spostato sul laterale sinistro. Tiro intanto sul campo a fianco per Pierpaolo Cossu, che potrebbero anche realizzare molti punti. 3 sicuri se prende, è mica facile da prendere, però se colpisce. Lo vediamo il tiro da questa visuale, c'è passato a un soffio c'era Pierpaolo. Il pallino che ostruiva, erano 4 se prendeva. Sì, è una boccia molto importante per Paolo Cossu. Comunque, come avete visto dalla prospettiva, era davvero difficile come bocciata, anche perché lui è mancino, quindi il pallino ostruiva ancora di più. Allora, Rossoni Paolo impostato, come avevo detto in precedenza, un metro dopo la linea dell'Achito, il pallino sul laterale sinistro. Primo accosto che si aggira intorno, ha sbagliato quella tornata, adesso lo sta mettendo vicino. Poco più. Boccia è sola. Gianluca Formicone al tiro, vediamo se, stavo per dire, se trova anche lo scarico sul pallino. Il pallino dovrebbe essersi mosso. È nell'angolo là, vicino alla boccia. Sul lato sinistro, quindi a fondo campo. Quindi il punto rimane a favore di Paolo. Quella è proprio una boccia da alzatina, per chi conosce bene, rallentata al massimo. Secondo me ci prova con l'alzatina. Se la tira passa fermo. Intanto chiede qualche informazione di quanto distano la boccia e il pallino dalla tavola di fondo e dichiara la boccia del punto Gianluca Formicone. Ho preferito tirarla. Tirata andante, il pallino è stato sbalzato sulla parte laterale opposta. Conquista un punto Gianluca Formicone, forse il secondo punto dovrebbe essere a favore di Rossoni Paolo. No, è uno. Terzo punto sempre di Gianluca, che si aggira a una settantina di centimetri. Tanto avete visto il gesto dell'arbitro Gaetano Benzoni, la boccia è doppia con il pallino. E ora Paolo va al tiro. Concentrazione da parte di Paolo, in corsa a 4 passi, colpito, pizzicato una parte del pallino, la boccia comunque si è spostata, quindi tiro regolare. Il punto però rimane a favore di Gianluca Formicone, anche se ha allargato molto il gioco. Il bersaglio era? Sì, la boccia era doppia con il pallino, quindi il tiro è regolare. Paolo Rossoni si posiziona più o meno al centro della corsia.
gioca in accosto la sua penultima boccia. Vediamo che Leggermente forse è corta. Dovrebbe comunque riuscire, anzi c'è un po' di discesa lì, ho fatto riprendere un po' di la discesa. facevo molto più corta, Andrea. Anch'io. Sicuramente adesso con queste temperature che si sono molto alzate e il campo ne risente, sicuramente la scorrevolezza è cambiata rispetto a qualche mese fa. Bellissima bocciata. Ci sono intanto un punto sicuro di Gianluca Formicone e quindi rimangono con una boccia a testa. Toccherà prima Paolo Rossoni rigiocare in accosto, posizione sempre uguale a quella di prima, diritto per diritto, questa volta insegue un po' di più la propria boccia, forse l'aveva sentita leggermente corta, però è come prima quasi. la vediamo Sì. girare molto bene. È da tiro ancora e pregare. Tirare e pregare, nessun ripallo, grazie. Va al tiro Gianluca Formicone. Mamma. Attenzione, Ne fa 2 così anche. perché ci sono stati molti rimpalli alle tavole di fondo. Abbiamo intanto il replay della bocciata di Gianluca. Sarà passato a 1 centimetro dal pallino. Grazie intanto a Gianni Patuzzo per questo replay. Gianluca Formicone quindi porta a casa il 6° punto. Tanta roba qua. 6-2. E ora ritorna a impostare il gioco verso l'ultimo riquadro, più o meno sempre al centro della corsia. Pallino leggermente defilato sul lato sinistro. Vediamo come giocherà questa boccia Gianluca Formicone. Vedete che ha tagliato tutta la corsia di gioco, l'ha fatta scorrere quasi diritta per diritta alla tavola laterale sinistra. E ora la boccia sta scendendo verso il pallino, lo supera di qualche centimetro. Comunque imposta molto bene Gianluca Formicone, la boccia è sola. Intanto chiamato il time out da Rossoni Paolo, entra il coach Campolungo Marco, quindi primo time out per il TME 88. La Terna di De Vigasio è in difficoltà, anche se è 1-1, però Quindi per quanto possiamo vedere da queste prime battute abbiamo una leggera parità insomma sulle due corsie, una terna per il Vigasio Villafranca leggermente in affanno, invece un individuale con Gianluca Formicone che sta prendendo il sopravvento. è andato bene anche adesso. E come spesso insomma accade, Andrea, le partite si decidono sempre poi per quanto riguardano le coppie, insomma è lì la chiave del match, penso, di quasi tutti gli incontri. Ma Vigasio tante volte è partita con un bel vantaggio nel primo set, minimo. Quando è andata male ha fatto 2-2, tante volte 4-0 il primo set. Adesso se la Terna fa il suo lavoro, Intanto dopo le coppie siamo messi bene anche in coppia al Vigasio. Ecco, giocando male, Vigasio ne raccoglie 3. È andata no di lusso, che non è andata benissimo. Hanno fatto 2 tiri, subito ne ha perso uno, dopo ne hanno perso altri 2. Tanto è stata sfortunata stavolta. Rientrato dal time out Rossoni Paolo. Tenta l'accosto. Su 6 a costare lì, 6-2 per Formicone, a costare lì bisogna giocare gran bene. Questa la vedo vivace. Cerca aiuto, non lo trova. Mettere a posto, sì. Bravo. Beh, non c'è niente da insegnare a Formicone, penso, sulla teoria e sulla tattica. Ci riprova Rossoni Paolo, secondo accosto per lui,
come vedete prova a copiare la strada di Gianluca Formicone. Ma questa adesso va a sinistra, non scende più. Rimasta appesa Forza perfetta, ma alla tavola di sinistra, come avevi citato. Purtroppo forza era perfetta. Rossoni Paolo dovrà giocare la terza boccia in accosto. Intanto salutiamo anche l'amico che ci segue dal Brasile. Denison Romitti. Terza boccia per Rossoni Paolo. Va sul pallino. E d'altronde non ci sono molte chance. 6-2 chiamato time out, doveva andare subito sul pallino. Vedi che lo avrebbe colpito, avrebbe ancora... Ha colpito, però la tavola di fondo vabbè. premia Gianluca Formicone. Vediamo, il punto rimane prima. Ne ha solo una, è ancora in difficoltà di gas interna, addirittura costretto a time out. Tanto abbiamo rivisto da più inquadrature il tiro sul pallino da parte di Rossoni, ha trovato l'impatto anche sulla boccia di Gianluca Formicone. E allora adesso ha l'ultima boccia da giocare. Ecco, io qua non verrei non accosterei mai qua. Io tirerei quella corta lì. Se ne porto dentro almeno 2 da portarne dentro. Perché qua anche se la fa, se si nasconde, okay. Potrebbe insomma fare il punto nascosto, è quello che prova a fare, e credo che ci sia anche riuscito. È riuscito abbastanza. Con la calata della tavola però si vede che lui ha un pelo di giretto, se vuole glielo dà. Gianluca Formicone ha 3 bocce a disposizione. Tanto colpito la sua, quindi tutto da rifare, a meno che non lasci valida la giocata Rossoni Paolo. Non credo proprio che lasci buono. Punto così è sempre uno, da quanto posso vedere. Infatti ripristinano il gioco. Forse ha provato a vedere la calata della sponda Gianluca Formicone. Davvero se ne vede un soffio di quella boccia. Non so neanche se con un tiro più lento scenda fino a quel punto. Sì, va, ci andrebbe, ma bisogna conoscere bene i campi lì. No, conoscerli veramente bene. Forse cerca anche qualche consiglio dal bordo campo Gianluca Formicone. Il presidente potrebbe darlo il consiglio lì. Ma è stato subito richiamato dal direttore. Eccola lì. E penso che con questa bocciata arriva il primo set portato a casa dalla Vigaso Villafranca. Vince quindi Gianluca Formicone, chiude il primo set 8-2. Quante tornate? 4? Forse 5, adesso il numero delle tornate non le ho contate sinceramente. 2. Tanto si sono già stretti. 4. C'è già stata una stretta 5-0, 5-2, 5 tornate. 5 tornate. Quindi è stata già la stretta di mano, non so se ci saranno cambi nelle file della TMA 88, per il momento si vede una panchina tranquilla, quindi avanti così. Ha la possibilità insomma di riportarsi resettiamo tutto in parità. E si parte. Potrebbe portarsi in parità Rossoni Paolo. Con queste bocce qua no, sicuro. Non parte molto bene, costo molto corto quello di Paolo Rossoni. Trova subito la risposta Gianluca Formicone. Anche Gianluca insomma lascia un po' a desiderare con questo suo primo accosto. Riesce comunque a conquistare il punto, ma lo spazio notevole c'è. Vediamo Rossoni Paolo, più o meno a una cinquantina di centimetri dalla tavola di sinistra. Gioca in accosto la sua seconda boccia, questa volta costo molto buono. Supera il pallino di qualche centimetro, ma 40. riesce a strappare il punto. Una boccia di vantaggio, è meglio tirarla lì. Gianluca Formicone intanto aspetta l'accosto di Pierpaolo Cossu sul campo a fianco. Ha chiesto intanto qualche informazione all'arbitro di partita e va al tiro
Gianluca colpisce, la tavola di fondo fa fuoriuscire la boccia di Rossoni Paolo. Ora terzo accosto per lui, stessa posizione di prima. Passa in mezzo alle due bocce. È uguale a prima, questo poco. Stesso punto. Esatto, medesima posizione di prima più o meno. Quindi di nuovo bocciata per Gianluca Formicone, tagliando tutta la corsia di gioco. Si vede molto bene la boccia di Paolo Rossoni, non c'è nessun pericolo di scarico sul pallino perché la boccia è molto oltre. Tanto replay del tiro di Gianluca. Si gioca per un punto. In questa prima tornata infatti si potranno portare a casa un punto, staremo a vedere insomma se per Gianluca o se per Paolo. Intanto la Terna, time out, capolavoro di Nanni e dopo capolavoro del professore, ribaltata la situazione e Vigasio conta 2 punti, mi sa. 2 e un'altra boccia in mano a Miloro. Oi. Liscio di Formica. Allora, prima tornata a favore del TME 88 con Rossoni Paolo che conquista il primo punto in questo secondo set. Ora imposta il gioco. Imposta il gioco Paolo, pallino spostato sul laterale sinistro, si posiziona al centro della corsia, scende ora con il suo primo accosto, intanto la terna del Vigasio Villafranca si porta sul 6-1. E cambio tattica da parte di Rossoni. Pallino corto, sui 15,5 circa. Gianluca Formicone, primo accosto anche per lui. Vedete che sfrutta la tavola di sinistra. Giocata benissimo. Gioca molto bene. Si fa un po' ripagare dall'errore in precedenza. L'ha sbagliata. Boccia e doppia con il pallino. Rossoni Paolo non so se andrà di volo per questo tiro. Mancino lì va di volo per forza. Troppo pericoloso. Attendiamo l'accosto di Andrea Bagnoli sul campo a fianco. E adesso è pronto Paolo. La tira di Raffa. Bocciata di Raffa, boccia doppia con il pallino. Tiro delicato. Ha colpito bene però. Colpita molto bene. Molto bene, bel tiro. Il direttore in agguato. Sta controllando le linee, ormai le controllano ogni turno. Secondo liscio anche nella terna da parte di Nanni dopo il capolavoro di prima. Sapevamo che forse ha qualche problemino fisico Nanni Alfonso, anche la scorsa giornata era rimasto in panchina, se non vado errato, sui primi turni, poi è stato messo dentro in campo per disperazione del CT, ha detto. Perché ha detto non me lo tengo più in panchina, lo facciamo giocare. Difatti ha fatto il puntista a Formicone. Tanto Rossoni Paolo disturbato da pubblico. Ieri sera ha provato, ha detto sto abbastanza bene. Paolo va al tiro, colpisce. Vedete che ha smosso molte bocce la tavola di fondo. Penso che Formicone tiri a questo punto. È che si scopre il pallino tirando. C'è di 2 là. No. Gioca in non accosto. ci penso nemmeno.
Forse questa volta ha tagliato un po' di più la corsia di È un gioco po' più Gianluca lunga, Formicone. ma non tanto, raccoglie il pallino e così allarga anche il gioco. Portato il pallino avanti una ventina di centimetri, la boccia è doppia, il pallino come potete vedere è molto prima della boccia. Non può tirare, non può tirare, che lì con la calata della sponda, se la incastra giusta, è bellissimo appoggiarsi. Penso che No, proverà proprio questa strategia Paolo Rossoni. è l'unica, perché è il Formicone dentro con 2 là. Staremo un po' a vedere. Tanto ci ha pensato un po' di più del solito prima di accostare questa sua ultima boccia. Vedete che la fa sempre scorrere sul laterale sinistro. Giocata molto bene, vediamo se scende giusta in tempo. È scesa però forse un po' poco. Perché Ci era sarà- leggermente lunga, e anche qua Formicone può appoggiarsi. Pensavo servisse la misurazione da parte dell'arbitro, invece è No. andato sicuro. L'inquadratura inganna sempre un po', io che la guardo da qua. Quindi Gianluca Formicone No. potrebbe No. portarsi in vantaggio, anzi no, la gioca molto corta. La paura fa 90. Quindi pareggia questo secondo set 1-1 Gianluca Formicone. Tanto ha colpito sul campo della terna una bella boccia Pierpaolo Cossu, però insomma alla tavola di fondo Sì. sta un po'. Avevano ancora 3 bocce in mano, ne hanno ancora 2, appunto ancora De Vigasio. Sì, stavo dicendo che forse le tavole di fondo per questo momento vedono solo le bocce del Vigasio Villafranca, da quello che possiamo notare, insomma. Per adesso sì, Vigasio è stato molto fortunato in terra. Però adesso, se prende dalla parte giusta, può mettere giù tanti punti. La tira ancora in mancino. Gianluca infatti attende la bocciata di Pierpaolo Cossu. La colpisce, rovescia. Porta a casa 3 Però punti Pierpaolo Cossu. È andata bene a loro. Accorciano le distanze anche sulla 3 punti già a terra, secondo me. formazione a terna. Sicuramente poi avremo modo anche di andare a seguire Andiamo a vedere qua che il match della terna. Intanto rimaniamo concentrati sul campo numero 2 in questo secondo set individuale, dove ha già giocato Gianluca Formicone il suo primo accosto discreto. Sì, insomma, si gira intorno a una cinquantina, sessantina di centimetri. Una strada sbagliata più che altro. Questa è meglio come strada, ma è corta. E se non ne approfitti qua, in questi casi, quando Formicone gioca una boccia 50, boccia troppo corta da parte di Paolo Rossoni, che ha chiesto quanto manchi per la conquista del punto, ma 4 punti nella terna, 6-5. ha chiesto insomma quanto manca per realizzare il punto. Mancheranno Questa quasi più di 50 centimetri. E questa è lunga. Questa E non lo boccia fa. è lunga da parte di Rossoni Paolo. Il punto è sempre prima, però c'è il vantaggio di riposizionare il pallino. Infatti fa ripristinare il gioco Gianluca Formicone. Come avevi accennato, Andrea si porta su 6-5. A breve si aggiornerà anche la grafica con la qua arrivata. Di nuovo in accosto Paolo. Non lo fa Terza neanche. boccia per lui. Niente. Non lo fa. Forse in questa direzione del campo che trova qualche difficoltà Rossoni Paolo, perché nell'andare verso le panchine diciamo che questi strafalcioni non li ha mai fatti. No. Forse in questa Però direzione non è che ci sia su e giù. un po' di salita e discesa magari c'è anche, ma non così forse accentuato. 10 centimetri forse di differenza, ma neanche.
e ora va sul pallino. D'altronde è l'unico Per salvarsi, sì. l'unico metodo, insomma, per rimediare agli errori fatti. Però c'è anche l'errore sul pallino da parte di Paolo Rossoni. Ora 3 bocce in mano. Voglio vedere che la gioca da qua, anda là, col canale. 3 bocce in mano per Gianluca Formicone. Vedremo bene. Tanto chiede dov'è il punto sotto la tavola. La gioca Gianluca con l'aiuto della tavola di sinistra, sì. Vediamo se scende giusta sul pallino. Vedete, strada perfetta, forza ottima da parte di Gianluca Formicone. Porta a casa il virtuale 3-1. Altre 2 bocce per Gianluca, stessa strada. Vediamo. Questo è il limite. Questa dici che sia il limite, Andrea? Perché va un po' a sinistra, ma Io dico che invece va entra bene, va alla bene. grande. Sì, sì. Gli dà. E con addirittura. molto fair play. Non fa neanche giocare l'ultima boccia. Cambio. Giusti gli applausi da parte del pubblico. Hanno applaudito questa mossa. Entra Lambertini. Allora Andrea, si va sul 5-1, giusto? 5-1. Adesso siamo curiosi di vedere come tenterà l'approccio Nicolò Lambertini, campione mondiale. Lo sapevamo. Per quanto riguardano gli juniores, hanno provato a mescolare le carte con Rossoni al posto di Nicolò, che di solito gioca lui in individuale. Adesso 5-1 entrare così a freddo, ma magari fa un po' di rodaggio per magari le coppie. Ci vuole un bel carattere, anche perché entri contro non un piccolo pallino qualcuno, qualsiasi, ma questo si chiama Gianluca Formicone. Il pallino te lo mette là in fondo. Sicuramente entrare sotto di 5-1 non è facile, però sappiamo che ha molte carte da giocarsi Nicolò Lambertini. Sì, sono curioso, non ho mai visto giocare praticamente, ne ho sentito tanto parlare. Allora, Gianluca Formicone imposta. Viene messo subito la prova qua. Imposta una trentina di centimetri prima del pallino. Penso che Nicolò Lambertini vada dritto al tiro sulla boccia del punto. Prima bocciata per Nicolò. Liscio. Un bel liscio questo, 30 centimetri abbondanti sulla destra. Torna ancora in difficoltà. Ci riprova Nicolò. Stavolta sbaglia dall'altra parte. Diciamo che è entrato proprio a freddo. Allora, torna ancora in difficoltà. Punto in terra per Codogno, o Team 88. E 2 bocce in mano al russo Marco. Allora, diciamo che per quanto riguarda la formazione individuale non sono piazzati bene no. TM 88, però potrebbero vincere il primo set di Terna. Attualmente lo merita loro, attualmente. Dato intanto di nuovo il tiro, questa volta ha colpito Nicolò Lambertini. Scusate. Vediamo che la tavola di fondo fa fuoriuscire la propria boccia, quindi ora sarà il turno di Gianluca Formicone. Staremo anche a vedere se lo mette davanti al pallino, sicuramente se con la costa copre il pallino. Sicuramente l'intenzione è quella. E io sono anche convinto che no, gli scende, quindi modo, il pallino non lo copre. Sì, ma in qualsiasi punto la poteva giocare. Penso che Nicolò andasse diritto sul pallino. Vabbè, l'unica soluzione non può mettere perché ormai non c'è più nulla da fare. Tanto si portano in parità sulla corsia 1. 6 pari. Nicolò ci pensa un attimo e va deciso sul pallino. Attenzione, boccia molto importante questa da parte di Nicolò. C'è l'errore. Finisce qua. E quindi finisce questi primi 2 set individuali con la vittoria di Gianluca Formicone per 8-1. Ha provato il TME 88 a ribaltare la situazione con l'inserimento di Nicolò Lambertini. Sicuramente forse un cambio
ha azzardato in maniera un po' tardiva. Ora non so se siamo pronti per spostarci sulle telecamere, con le telecamere sulla corsia numero 1 che seguiamo le ultime battute del primo set di Tarn, punteggio di 6 pari. Andrea Bagnoli ha giocato molto bene, conosce bene i campi e ha giocato bene, sta giocando meglio di Gianluca Monaldi, a meno che però sono ancora 6 pari. 6 pari, Ecco che tornata forse decisiva questa, Andrea, dove c'è l'accosto un po' timido da parte di Gianluca Monaldi, non riesce a conquistare il punto. Vediamo cosa fanno qua. Provano a accostare ancora. Ancora dritto per dritto, non usa la tavola laterale. Gianluca Monaldi, secondo accosto per lui. Questa è giocata veramente bene. Se passa, forse il punto rimane ancora a favore di Andrea Bagnoli. Per il TM88 è molto importante portare a casa questo primo set. Dall'inquadratura sembrerebbe ancora giallo, e invece misurazione da parte dell'arbitro, lo vogliamo ricordare, una faccia nuova per me, non mai visto, ovvero Boccaccia addirittura Lodovico. Addirittura due presi. Bersaglio tra pezzi, visione di gioco chiesta dal TM88. Ora insomma staremo a vedere come proveranno questo tiro. Vedete che Andrea Bagnoli indica di provare il tiro sulla boccia centrale del punto Inox Vigasio. Staremo un po' a vedere come eseguirà il tiro Marco Russo, che una volta qui a Vigasio era soprannominato rullo compressore. Non so se ti ricordi ancora, ma Andrea. è ancora un rullo compressore al tiro, Marco. Potrebbe darci anche di sottomano, che lui ce l'ha quel tiro lì, perché sicuramente colpendo spazzola via tutto, vediamo se gira la mano. Allora vedremo, tanto la dichiarazione è quella centrale da parte di Marco Russo, bocciata di sottomano per lui, colpisce perfettamente, insomma sì. Ha fatto un buon tiro perché si ferma con la propria boccia sul punto e quindi va alla conquista dei 2 punti. E ora il turno di Gaetano Miloro, questa è giocata bene, senza grosse sorprese dovrebbe conquistare il punto. Infatti è proprio così. Ora vedremo se proveranno a coprire la tavola di fondo, perché c'è sempre un Nanni Alfonso che non so se in questa giornata i pallini li vede grandi come una casa, ma se ci ricordiamo bene in passato ha una percentuale molto alta sul tiro, specialmente insomma sul tiro del pallino. Ma qua devono tirare per coprire il fondo, la testata. Infatti Marco Russo va a coprire la tavola, 2 bocce della Vigasio Villafranca spostate sul laterale sinistro. Rivediamo il tiro di Marco Russo, quindi altri 2 punti a terra, virtuale 7 a terra per TM88, ma ci sono ancora molte bocce da giocare, tra cui 2 per Nanni Alfonso. Ma devono andare al pallino il Vigasio, se loro... questa è giocata male. Tanto ha superato il pallino un po' Gaetano Miloro. Accostano. Ha superato il pallino di una 60 di centimetri. Molto concentrato Andrea Bagnoli. Avanza con il piede sinistro, rilascia questa sua boccia, questa sua ultima boccia. E non è corta. Non è corta, però dovrebbe riuscire a conquistare il punto. Infatti è proprio Vigasio così. Può accostare e quella boccia lì è sempre sotto conquistato rimpallo. Questa è una boccia giocata male, perché non deve mai andare di là del pallino. Però vanno sul pallino. Vanno sul pallino. Nanni Alfonso
chiamato a bocciare il pallino. Ok, vuol dire che giocano d'attacco. Errore però per Nanni Alfonso. È già il terzo errore. C'è passato davvero vicino, però non basta passarci vicino, bisogna colpire. Altra boccia in mano per lui, vediamo se lo ritira sicuramente, infatti Per forza. è già pronto. Attenzione, boccia importante per Alfonso Nanni, questa volta lo colpisce. Attenzione perché mette a terra 3 punti ristretti alla tavola di fondo. È molto importante anche da segnalare che hanno coperto con una sola boccia il laterale destro, la Vigaso Villafranca, quindi ci sono 3 bocce davvero ravvicinate al pallino, lo vedete inquadrate da questa inquadratura molto ristretta. Il pallino è proprio davanti all'ultima boccia, insomma quella più vicina alla tavola di fondo. Intanto chiama il tempo Pierpaolo Cossu, che ha 2 bocce da giocare. Ora rientra in campo Mauro Campolungo, che dà uno sguardo alla situazione. Deve colpire giusto subito col primo tiro. Se prende dietro lì quello che stanno indicando col piede, dovrebbe muoversi il pallino. Il tiro sarebbe quello, solo che devi colpire solo sì. È una decisione molto... Deve colpire quello che dichiara, deve colpire, se no rischia di perdere il set. Ora forse mi viene da dire, Andrea, che colpendo l'ultima boccia si potrebbe andare ad impattarsi anche sul pallino, sicuramente dalla prospettiva che possiamo vedere da questa inquadratura. Ora tutto nelle mani di Pierpaolo Cossu. Quindi se colpisce quella boccia lì leggermente sulla sinistra sarebbe una gran giocata. Centro-sinistra lì, e non parliamo di politica. Va Pierpaolo Cossu, vediamo il mancino, 2 bocce per lui. Cosa combina? Ci sta la giocata anche, però ci sta tutto. Suspense qui al barranco di Vigaso su questa bocciata. Ha colpito la parte sbagliata, però almeno però potrebbe... insomma ha già fatto molto, Sì. Fatto molto, si perché può salvare, che con l'accosto può portarsi a casa un punto prezioso, andare sul giocando 7, bene, sul si 7 porta... a 6. Deve giocarla per forza. Non credo provino a chiudere il set come fanno? provando a bocciare il pallino. C'è sempre... anche perché bocciando il pallino lo puoi perdere lo stesso. Tanto da qualche istruzione Andrea Bagnoli, quindi li conosce lui, lui lo sa, gioca con la tavola, attenzione alla spinta allora. Attenzione anche a non andare sulla tavola, perché sappiamo che spinta, specialmente su quella tavola lì, ha qualche trabocchetto in qualche punto preciso. No, non è andato troppo sotto, solo questione di spinta. Abbiamo visto che l'ha inseguita molto, forse l'ha sentita corta, però sta ancora girando. Non abbiamo una visuale un po' più ristretta, forse. Eccola che è arrivata. Mi sa che è del Vigaso. Misurazione, comunque sia, si va per un punto, quindi ci sarà un'altra tornata. Punto del raccolto da parte della Vigaso Villafranca. Si è salvata in extremis con l'ultimo pallino colpito da Alfonso Nanni, quindi 7 a 6. Bellissimo questo primo set di terna, che ci fa tenere un po' con il fiato sospeso. Adesso qua ci vogliono le 2 belle bocce da parte di Monaldi, che finora non ha giocato molto stretto. Pallino nella zona dove osano le aquile, spostato sul laterale destro. Gianluca diritto per diritto. Abbiamo visto anche negli incontri precedenti che non riesce Gianluca magari a giocare anche con la tavola, si trova meglio diritto per diritto, almeno questa è la mia impressione. Molto corta, Troppo corta la boccia di Gianluca Monaldi per impensierire Andrea Bagnoli.
Boccia è un'ottantina di centimetri prima del pallino. Vedrai che lui la gioca con la tavola. Andrea si concentra, avanza con il piede sinistro. Eccola lì. Vedete la giocata subito sotto la tavola di destra, solo questione di forza. Sembra ben giocata, però attenzione perché è al limite. È al limite, ma arriva. Andrea Bagnoli conquista il punto. Ancora una boccia 70, io giocherei in accosto se fossi. Sicuramente sì. La tirano? Mi smentiscono subito. Sì, anche perché difendono una boccia 90. Va il tiro Alfonso Nanni. Bocciata forse non proprio semplicissima per Alfonso. Più che altro per il suo stato di forma. Sappiamo insomma che ha avuto qualche problemino fisico. Ha avuto uno stiramento alla schiena. Tanto abbiamo rivisto, o meglio stiamo rivedendo il tiro di Alfonso Nanni. E ora di nuovo Andrea. Però se tiri una boccia 70 dopo le devi tirare tutte. Tanto vediamo come la gioca Andrea. Questa volta mi sembra l'abbia spinta un po' di più di prima. No, è uguale, è al limite ancora. No, non arriva questa. Sì, no. Più no che sì. Forse si è un po' defilata sul laterale destro. È un po' corta e un po' storta. Ci vorrà la misurazione da parte dell'arbitro provinciale Boccaccia Lodovico. Provinciale? Misurazione in corso. Come vedete ci sono 80 o 90 centimetri abbondanti. Le bocce sembrano molto delicate tra di loro da misurare. Punto preso, stecca in verticale. Gianluca Monaldi. Vediamo se fa sognare il pubblico di Vigaso con questo accosto da segnalare, come sempre, pubblico molto gremito. Sicuramente non è corta questa. Dovrebbe farlo tranquillamente. Sì, dai. Ben giocata. Forse se avrebbe impostato così sarebbe stata una tornata tutta diversa per la Vigaso. Ma questa non è che si veda tanto, perché hanno il mancino che può tirare. Infatti va Pierpaolo Cossu. Sì, una boccia da mancino questa. Però hanno sempre un bel tiro, Si concentra. Che pelo. Errore. C'è passato un soffio Pierpaolo. Quasi come il pallino di prima di Alfonso Nanni. Ora 3 bocce contro 3. Però la terza la deve giocare la TME 88. La fanno? Pierpaolo forse vorrebbe tirare il terzo punto per allargare il gioco. Ma va ancora sul punto Pierpaolo Cossu. Però difendono una boccia molto larga. Intanto bisogna colpire perché già abbiamo visto che è una boccia difficile. E infatti prende quella dietro. Errore ancora per Pierpaolo Cossu. Romano Cappelli, sono Martini Andrea. Porta pazienza, volevo ti dica. Io sono un po' di parte, l'abbiamo detto all'inizio. Se vuoi sto zitto. Lascio la parola solo a Alex se ti disturbo troppo. Tanto chiamato il time out nelle file del TME 88. Rimangono le 2 bocce di
Marco Russo. Il mio commento da tifoso, diciamo, non tecnico, è solo per fare compagnia al mio amico Alex Veronese. Professionisti sono altri. Mi chiedo scusa ancora, umilmente chiedo scusa. Beh, anche nel mio caso i professionisti sono altri, Andrea. Io lo faccio Noi lo facciamo un po' per passione. un po' per passione, perché sennò potremmo mandare le immagini e basta. Sarebbe un po' più noioso forse. Marco Russo decide di andare al tiro sul pallino. Da quanto ho potuto intuire, mi ero perso la sua dichiarazione. Ha colpito un grande pallino. Marco Russo. Era un pallino Applausi meritati. difatti, complimenti anche di Miloro. Un pallino difficilissimo. Con un leggero giro verso sinistra ha colpito questo pallino Marco Russo e tiene viva la speranza di questo primo set per il TME 88. Adesso Gaetano Miloro hanno ancora 3 bocce, 2 Gaetano e una Alfonso Nanni. Vediamo se Gaetano chiude subito il punto alle tavole di fondo, sembra di sì. Attenzione perché si alza il clima qui al Barranco del Vigasio con queste giocate strepitose che ci offrono questi grandi protagonisti. Ora di nuovo Marco Russo al tiro, bocciata importante per Marco, la alza notevolmente, colpisce, mette a terra 2 o 3 punti, poco importa perché serviranno le bocce di Alfonso e di Gaetano per far sì di chiudere questo primo set di terna. Vediamo se ci riprova Gaetano Miloro. Attenzione perché forse questa boccia l'ha caricata un po' troppo, anzi no, pensavo andasse a trovare un impatto sulle bocce corte, ma come vedete la boccia è molto corta, quella di Gaetano, dovrebbe lasciare a terra 2 punti. Brutto. Diciamo molto corta no, perché bastavano altri 20 centimetri e forse sarebbe arrivata in zona Cesarini, diciamola così. Però quella lì è una boccia di non giocare alla corta, piuttosto vai alle tavole, diciamo. Sono ancora 2. Sono ancora 2 punti a terra, attenzione perché c'è il set virtuale a terra per TME 88 e ancora una volta ultima boccia in mano di Alfonso Nanni. Come avevamo visto nella tornata precedente aveva avuto l'ultima chance sul pallino Alfonso Nanni, non aveva sbagliato, ma questa volta forse ha un peso diverso la boccia in mano per Nanni Alfonso. Ora chiede la visione del gioco da vicino. Diciamo che ai punti meriterebbe il team 88 di vincere i 7. Chiedono anche il tempo, l'intervento del CT Nicolini Massimo e io ti devo dire una cosa. Dimmi. Forse Alfonso Nanni ha nella testa di bocciare una delle 2 bocce corte, perché magari non se la sente di giocare in accosto o magari ne ha giocate molto non ne molto ha giocata poco. Nemmeno una finora, quindi forse si sente più sicuro a bocciare una boccia corta. Infatti è proprio lì che guardano sulla parte corta dove ci sono, diciamo, le bocce giocate dall'inizio. Staremo un po' a vedere. Quello che sono quasi certo è che in questa tornata si avrà la giocata decisiva. No, le bocce passano dietro là. Alfonso Nanni intanto è già pronto a raccogliere la propria boccia, infatti vedete va il tiro sulla propria boccia corta. Ultimo punto dichiarato da Alfonso Nanni. Bisogna colpire. Va intanto Terminator, colpisce. Attenzione, una va e una perché viene, forse una va e l'altra fugge, e in teoria dovrebbe aver perso partita. forse lasciano 2 punti o forse 1. Attenzione perché può darsi che non sia finita questo primo set di terna. 1, mamma mia, 7 pari. 7 pari. Yuhu. Adesso però finisce questo set. Sì. Davvero primo set di terna con una gran bella suspense, anche questo è il bello delle bocce. Pallino impostato da Andrea Bagnoli poco prima della linea dell'ultimo riquadro, spostato sul laterale destro. Sicuramente Andrea Bagnoli si affiderà alla tavola di destra.
avanza sempre può con il succedere piede, di tutto. avanza sempre con il piede sinistro Andrea Bagnoli, rilascio con la sua prima boccia in accosto. Vediamo che è ben tirata, diritta per diritta sul pallino, non si è affidato alla tavola laterale di destra, vedete che si è allargata leggermente nei centimetri finali questa boccia. Ci sono 45 centimetri di posto per... È una bella boccia, bisogna giocare bene per fare il punto lì. Taglia tutta la corsia il professore Gianluca Monaldi. Solo questione di forza perché la strada è molto... No, è corta, tantissimo corta. Ma proprio corta, giocata male. Non pervenuto Monaldi oggi, per adesso. Per il momento Gianluca La gioco con la tavola. trova una leggera difficoltà in questo primo set di terna, ma tutte corte. Ancora molte chance Questa a disposizione per lui. Ha spinto di più. Stavolta ha spinto. Questo se lo fa. Gianluca sfiora la boccia di Andrea Bagnoli, conquista il punto, quindi si ripaga insomma sull'errore fatto in precedenza. Si corregge però. il bersaglio. Ora Marco Russo, bocciata per lui, colpisce. Marco non perdona, Marco riesce anche la propria boccia dalla tavola di fondo per Marco Russo, e adesso vedremo che cosa decidono. Va sul pallino subito Alfonso Nanni. Pallino di Alfonso, colpisce, attenzione perché va giù alle tavole di fondo, rimane un punto discreto per la Vigasio Villafranca, anzi 2 punti, uno molto largo e uno molto ristretto, o meglio che si aggira intorno ai 50 centimetri. 7 pari, ne basta uno qua. Vedete il pallino un po' rialzato dalla tavola di fondo. Andrea Bagnoli e ci prova, taglia tutta la corsia. Rimaniamo in silenzio per non disturbare. Vederlo l'avversario fa sempre un certo effetto. Andrea Bagnoli forse questa volta non ha trovato la calata giusta. Rimane troppo alta la boccia di Andrea Bagnoli. La forza perfetta era, guarda. Rimane un punto solo per l'appunto Inox Vigasio. È un set molto determinante per l'andamento di questa nona giornata. Vediamo Marco cosa ci combina qua. Marco Russo alza notevolmente la parabola, colpito però la propria boccia del compagno. Quindi tutto da rifare per il TME 88. Ultima boccia, anzi ultime 2 bocce in mano per Pierpaolo Cossu, che anche lui va al tiro sulla boccia del punto. Va Pierpaolo, cerca la bocciata dalla parte buona, l'ha trovata. Aveva fatto un gran tiro, se non si sposta il pallino. Bravissimo Pierpaolo, che nel momento di difficoltà non ha sbagliato. E adesso Gaetano Miloro forse cercherà di farsi perdonare l'errore fatto in precedenza. Ma Codogno deve solo sperare nell'errore di Vigasio adesso. Questa è giocata bene, prende il punto. Gaetano gioca molto bene la sua prima delle 2 bocce a disposizione, boccia è sola. Pierpaolo Cossu ha tutto nelle sue mani, boccia punto. Le redini di questo primo set. Gustiamoci insomma questo tiro di Pierpaolo Cossu. Si deve muovere anche il pallino oltre a prendere la boccia. Eccolo lì. Colpisce. Pallino è stato sbalzato all'indietro con il rimpallo della tavola di fondo, e quindi finisce questo primo set di terna molto lungo, lo dobbiamo dire. Sì. Quindi parziale di 3-0. Ci sarà il secondo set da giocarsi per il punto Inox Vigasio e il TME 88. Ora diamo spazio alla regia per un breve stacco pubblicitario, poi ci ritroviamo per gustarci questo secondo set. A tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati dal barranco di Vigasio. Siamo sul parziale di 3-0 prima del break, insomma, del primo tempo. Ora è già iniziato il secondo set di terna, le formazioni sono sempre quelle di prima. Si sono già giocate molte bocce, punto a terra ora è del Codogno del TME. Vediamo che in questo secondo set, questa prima tornata, potrebbe portarsi a casa qualche punto prezioso la TME 88 per portarsi magari nella finale del primo tempo sul 3-1. Sarebbe un risultato un po' più comodo per il TME 88 per affrontare poi le partite di coppia con un altro spirito. Abbiamo visto un leggero affanno, insomma, per la Vigasio Villafranca nella formazione a terna, con un Gianluca Monaldi e un Nanni Alfonso non al meglio quest'oggi, però insomma sono riusciti a portare a casa questo set e penso che valga molto per loro, anche sul morale. E allora, primo punto portato a casa il TME 88, che ora è in posta con il solito capitano storico Andrea Bagnoli, in posta più o meno un metro dopo la linea dell'Acchito, pallino spostato sul laterale sinistro. Andrea pronto a giocare la sua prima boccia, questa volta ha tagliato un po' di più la corsia di gioco, gioca diritto per diritto verso il pallino. Attenzione alla tavola laterale, perché sappiamo che specialmente su quella corsia c'è qualche trabocchetto sulla tavola di sinistra. La boccia è sola, quella giocata da Andrea Bagnoli. Ci prova Gianluca Monaldi, vedete incrocio di traiettorie molto diverse nella fase di impostazione. Gianluca gioca diritto per diritto, però rimane forse un po' troppo corto. Ora si consulta la terna scaligera. Va al tiro sul punto Alfonso Nanni. Colpisce Alfonso. Quindi si difende la boccia di Gianluca Monaldi, che si aggira intorno a una trentina di centimetri, poco più. Non so se adesso il TME 88 andrà alla bocciata, anzi no, c'è già pronto Andrea Bagnoli con il suo secondo accosto. Tanto ne approfittiamo anche per salutare Gregorio Donà, che abbiamo visto che si è sintonizzato da poco in nostra compagnia anche lui. Secondo accosto buono per Andrea Bagnoli, conquista un altro punto prezioso Andrea Bagnoli. Ora sarà la volta di nuovo di Alfonso Nanni. No, insomma, diverso tempo che ha la Codogniese sicuramente. Qua magari c'era un affiattamento diverso, ma non credo sia tanto di meno in casa delle TME 88.
Tanto colpito Alfonso Nani, il pallino è andato alle tavole di fondo, difende, anzi conquista il punto la Vigaso Villafranca e ora Marco Russo. Provato il tiro sul punto, credo, sbagliato di molto. Intanto anche il CT rinvita il tiro, quindi Marco Russo di nuovo, bocciata per lui, stavolta forse ha alzato di più la parabola, attenzione perché c'è uno scarico, sì, rimpallo a sfavore per il TMA 88, rimane il punto per il punto Inox Vigasio. Pierpaolo Cossu con il mancino lascia la prima delle sue due a disposizione, sembra ben indirizzata, però attenzione perché forse si allarga un po' troppo, adesso è un po' rientrata verso il pallino. Ha conquistato un buon punto Pierpaolo Cossu, per il momento ha risposto molto bene in questi 2 set di terna. Gaetano, errore per lui. Errore per il capitano che sarà costretto a ribocciare. È già pronto. La pizzicata, quel tanto che basta. Attenzione perché forse sono anche 2 punti. Guarda se sono 2 punti o 1. L'arbitro di partita, lo ricordiamo, Lodovico Boccaccia, altro arbitro dell'incontro Benzoni Gaetano, direttore Giovannini Cristian. Prova ad arrangiarsi con i propri mezzi. Tanto se la ridono anche Gianluca e Pierpaolo. Sono 2 punti intanto per il punto Inox. E ora di nuovo Pierpaolo Cossu. Intanto Andrea, volevo sottolineare che è appena passato a salutarci un grande giocatore storico qui di Verona, che penso abbia preso posto in tribuna, poi sicuramente andremo a beccarlo con le telecamere. Si tratta di Stefano Pelanda. Dopo avremo modo sicuramente molti che ci stanno seguendo sanno insomma di chi sto parlando, perché insomma qui nel veronese e anche diciamo come si può dire anche in altre parti d'Italia, Stefano Pelanda insomma le sue soddisfazioni e le sue vittorie le ha portate a casa. Quindi 2 punti per il punto Inox. Andiamo sul 2-1. Imposta Gaetano Miloro più o meno nell'ultimo riquadro. Questa volta parte subito molto bene Gianluca Monaldi. Boccia che supera il pallino, va appena fuori bersaglio. Saranno 15 cm, forse 20. Eccolo qua intanto inquadrato Stefano Pelanda. Dato al tiro intanto
Lo aspettavamo tutti dopo che è appena andato in pensione, ha detto torna a giocare, invece gli è venuta la passione della pesca. Ora servirà intanto la corda metrica per stabilire di chi è il punto. Non fa da solo stavolta. Buona comunque buona comunque la bocciata da parte di Marco Russo. Ora staremo un po' a vedere di chi è il punto alle tavole di fondo. Intanto vediamo in piedi anche nella panchina del Vigaso Lorenzini Giacomo, che finora, non so se mi smentisco, ma credo che qui in casa deve ancora partire sicuramente da titolare, ma anche a giochi fatti. Penso che non sia mai sceso in campo. Mai. Giacomo Lorenzini, sappiamo che comunque ha giocato qualche match fuori casa anche la scorsa settimana. Interna ha giocato e in coppia a Milano ha giocato. Comunque insomma è sempre un buon... Con una squadra così è difficile entrare nella rotazione della squadra, però... sempre una buona riserva. E intanto Andrea Bagnoli gioca la sua prima boccia in accosto, si posiziona una ventina di centimetri prima del pallino, va al tiro Alfonso Nanni, colpito Alfonso. Troppo importante questo set per Codogno. Sì. Lo deve vincere per forza, se no girare sul 4-0 è quasi missione impossibile, diciamo. Però insomma mai dire mai, perché sappiamo che le bocce sono rotonde. Sicuramente, per quanto possiamo vedere dall'andamento, molto difficile la strada per la Codognese 88, però ha molte carte da giocarsi anche in coppia. Sicuramente spero di rivedere in campo Nicolò Lambertini, perché ce lo siamo gustati così soltanto in una tornata, e tornata insomma dove ha trovato subito un paio di errori, specialmente in bocciata, però insomma sapevamo che era difficile entrare a botta fredda così insomma contro Gianluca Formicone, che oggi ha perdonato gran poco. Ora riconquista il punto Gianluca Monaldi, siamo sempre intorno a una ventina di centimetri. Marco Russo in bocciata, la boccia ha oltrepassato tutto il pallino, c'è solo la possibilità di scarico sulla boccia di Andrea Bagnoli. Infatti vanno al tiro sul pallino, la formazione del TME 88. Scelgono la carta del pallino con Marco Russo, che lo colpisce, lo ferisce di qualche metro, ma fa ora comunque arrivare alla tavola di fondo, conquistando un punto molto ristretto, secondo punto che si aggira intorno ai 40 centimetri. E devo dire che insomma lo ha pizzicato quel tanto che basta per mettere un po' in difficoltà da punto Inox Vigasio. Ora con Alfonso Nanni, che bisogna colpire, è già pronto e andrà in bocciata sul primo punto, credo. Sì, anche perché il pallino, guarda là sulle bocce di Vigasio, eccolo lì, ha colpito, il pallino si è ancora una volta spostato, è andato sul laterale sinistro. Il punto è a favore della Vigasio Villafranca, con il secondo e terzo punto penso sia della Codognese 88, quindi forse ancora un po' di fortuna alle tavole di fondo per la Vigasio Villafranca. Sì. Tanto diciamo, l'arbitro sta misurando. Diciamo che interno non sta girando male a Vigasio. Boccia appunto avversario con il pallino, il punto è uno solo per il punto Inox. Pierpaolo Cossu al tiro, bocciata sotto la tavola di sinistra, presa molto bene da Pierpaolo Cossu, che porta a casa credo 2 punti. Finora buona la prova di Pierpaolo. Intanto va la visione del gioco Gaetano Miloro, aspetta forse qualche consiglio, infatti eccolo lì che si sta consultando con Alfonso Nanni. Vediamo se proveranno ad andare in bocciata sulla boccia corta, vedremo cosa penseranno di fare. Oddio, la strada da andare appunto è facile lì,
Bisogna solo trovare la forza giusta. Da lì dritto al pallino ci va. È un piacere. Gioca in accosto Gaetano Miloro, sfruttando un po' la tavola di sinistra. Attenzione all'impatto con la tavola che ci passa molto molto vicino. Scende ora nei pressi del pallino e ha conquistato il punto. Stecca in verticale, applausi per Gaetano Miloro. Buon punto, ha conquistato le tavole di fondo. Mamma mia, tira con l'ultima, pericolo. E va al tiro Pierpaolo Cossu. Bocciata ancora importante per Pierpaolo. Errore però questa volta. Il pericolo era di sbagliarla. Quindi possibilità di inserimento del secondo punto per Gaetano Miloro. Non credo ci siano pericoli o rischi. Se tocca anche leggermente il pallino, si potrebbe girare sul 4-1. Vedremo se sarà così. Se tocca il pallino ne fa anche 4. Boccia ben giocata da Gaetano, attenzione perché ha proprio cercato quel pizzico lì sul pallino. Porta a casa 2 punti sicuri. Secondo me non sono... L'arbitro misura per il terzo, ma non ho molta fiducia del terzo punto, anche se comunque ci ha provato. Se lo prende pieno invece di laterale ne mette giù anche 4. Sì. Poteva esplodere il barranco di Vigasio con questa magia da parte di Gaetano Miloro. Esplode sicuramente adesso con qualche applauso, perché non davvero sono pochi 3 lì. Una gran bella boccia giocata da Gaetano. Si va quindi sul 5-1. 5-1, pallino sempre nella zona dell'ultimo riquadro. Gioca ora con il primo accosto Gianluca Monaldi. Sembra un secondo set un po' a senso unico, però forse ancora un po' presto per parlare. Gianluca sembra essersi ripreso in questo secondo set. Boccia giocata è sola con il pallino, va al tiro Marco Russo, colpisce Marco. Vediamo che le due bocce avanzano sulla tavola laterale. Forse questa volta il punto servirà la corda metrica, a mio avviso, senza ombra di dubbio. Infatti è subito pronto Giovannini Cristian con il metro in mano. Da questa inquadratura faccio un po' più a favore della Vigasio Villafranca. Vediamo se sarà così. Intanto stavo guardando se abbiamo aggiornamenti dagli altri campi. Ricordiamo insomma anche la giornata odierna. Boville Marino si sfida contro MP Filtri Caccialanza. Flaminio, anzi no, la giornata è giusta, mi sono un po' fatto prendere da... No, non c'è nessun aggiornamento. Flaminio, come stavo dicendo, contro Nova Inox Mosciano, Confer Metal Marche contro Faravole Boutique, Giorgione Trevillese contro Possaccio, altro match a mio avviso sulla carta molto tosto, visto insomma l'andamento del Giorgione Trevillese, come avevamo detto nell'anticipazione insomma di questa nona giornata, e chiude Punto Inox Vigasio con TME 88, per il momento avanti 3-0 il Punto Inox Vigasio. TME 88 però non sta mollando la presa, anche se si trova sotto di 5-1 in questo secondo set. Altro bel tiro da parte di Marco Russo, ma come potete vedere il pallino va sul laterale destro dove comanda il gioco la Vigasio Villafranca. Allora, voglio rispondere a Nicca. Diciamo che sì, si equivalgono, sono due buonissimi giocatori, però Giacomo si è messo a disposizione della società, lo sapeva, e la squadra che vince è difficile da cambiare. Hanno questa scelta di questa terna storica, diciamo che intanto vanno loro. Dopo appena che ci sarà bisogno, anche il buon Giacomo ha fatto la sua bella figura sabato scorso, hanno vinto le due terne con lui in campo che faceva da secondo, però sì,
Ecco qua. Tanto abbiamo visto l'errore in accosto da parte di Andrea Bagnoli. Questo è stato un brutto errore. Leggermente lungo, andato a trovare l'impatto sul pallino, il pallino poi questo è un altro errore. Si è appoggiato alla tavola di fondo. Ora forse si è un po' disunito il capitano Andrea Bagnoli in questo secondo set. Ora boccia molto corta, costo da dimenticare. Ora tutto ancora una volta nelle mani di Pierpaolo Cossu. Va Pierpaolo Cossu, deciso di bocciare la propria boccia sotto la tavola di sinistra. Niente da fare. Punto rimane sempre a favore della Vigaso Villafranca. A Codogno non gira niente oggi. Ultima boccia allora in mano per Pierpaolo Cossu, chiamato un po' gli straordinari quest'oggi. Ma anche se fa il punto è sempre sotto partita dopo. Forse sembra corta anche la boccia di Pierpaolo Cossu. Più che corta non passa. Non riesce a passare, trova infatti l'impatto sulla boccia di Andrea Bagnoli. Ora punto a terra per il punto inox, 2 bocce in mano. 3 bocce in mano per Gaetano Miloro e Alfonso Nanni. Potrebbero chiudere qui il set, vediamo se riescono, perché sembra che ci sia largo, ma è difficile passare con le proprie bocce. Quella boccia là ha ostruito il passaggio, quella boccia là. Attenzione perché forse quella di Gaetano riesce in qualche modo a sfilare via. No, ha ostruito il passaggio. Non riesce Gaetano Miloro, ne ha ancora un'altra da giocare. Potrebbe anche spingere la propria boccia giocata. Ne avevano 4 in mano. Poco fa. Ne ha ancora 2 Nanni. Ci siamo un po' persi via, Andrea. Sì. Un secchio di bocce, come dicono qua. E difatti guarda. Ma non è facile. Non ne approfitta Gaetano. No, ma quelle bocce lì ostruiscono il passaggio. Può sempre provare a chiudere Alfonso Nanni con una magia. Vediamo Alfonso, si concentra, gioca tagliando tutta la corsia di gioco, la prima delle 2 bocce che ha a disposizione. Attenzione perché sembra ben tirata la boccia di Alfonso, sta scendendo sul laterale destro, forse leggermente corta, infatti niente da fare anche per Alfonso Nanni, che prova a giocare la sua ultima boccia ora. Taglia tutta la corsia di gioco. Ma forza è buona. Devo vedere se... forza è buona. Forse ne portano a casa 2. Sì, infatti. Sono già buoni però. Sono già buoni 2 punti. Avevano la possibilità di chiudere, ma lo spazio sembrava fosse largo, ma come avete visto era difficile andarci con le bocce giocate. Quindi 7-1. Impostano sempre nell'ultimo riquadro. Pallino più o meno centrale. Gioca Monaldi Gianluca con la sua prima boccia. Forse questa volta si ritorna alla normalità. Aveva appena giocato 2 belle. Questo secondo set forse si era un po' ripreso Gianluca Monaldi. Ora questo accosto è un po' da dimenticare per lui. Lascia molto spazio a Andrea Bagnoli e non se ne approfitta per rifarsi sotto. Deve approfittarne perché Vigaso 17. Andrea taglia tutta la corsia di gioco da destra verso sinistra. Vediamo che arriva piano piano, però anche la boccia di Andrea Bagnoli non è una delle migliori giocate. Una lascia boccia ancora 80. Sì.
80 centimetri abbondanti, invita a giocarla sotto la sponda di sinistra anche Gaetano Miloro. Vediamo se quella lì è la strada più esegue Gianluca Monaldi. Questa volta la strada sembra buona, è solo questione di forza, è ancora un po' carente di forza, ma dovrebbe averlo fatto. Lo avevamo detto in precedenza, e specialmente questo problema si verifica alla corsia 1, che con questo alzarsi delle temperature i campi qui, diciamo, cambiano velocità da un momento all'altro. Bisogna spingere molto, specialmente sulla corsia 1 si nota molto di più questa cosa. Corsia 1 è più bello come campo andare a punto, un po' più brutto come da tiro, perché qualche volta ti rimbalzi un po' irregolari, però è meno scorrevole del 2. E qua gioca una bella boccia Andrea Bagnoli. Andrea Bagnoli riconquista il punto, la boccia è sola. Alfonso Nanni va al tiro. Tanto c'è stato un piccolo consulto prima della bocciata con il capitano. Ha alzato molto bene la parabola, ha portato via pulita. Questo. Per il momento c'è il rituale set a terra della Vigaso Villafranca, ma ci sono molte bocce da giocare, tra cui quelle di Pierpaolo Cossu, che finora ha sempre chiamato presente anche in questo secondo set. Ora Pierpaolo copia più o meno la strada di Andrea Bagnoli. Ben giocata anche la boccia di Pierpaolo Cossu. Siamo sempre intorno ai 30 centimetri, forse qualcosina in più. Al tiro Alfonso Nanni colpisce piena la boccia del punto. Si difende il punto di Gianluca Monaldi, molto largo a mio avviso, però non c'erano altre soluzioni per il momento. Pierpaolo Cossu, ultima boccia per lui, e poi se la dovranno vedere Marco Russo e Gaetano Miloro. Al limite non lo prende, non ne riesce Pierpaolo Cossu, uno dei pochi errori commessi da lui in questa nona giornata. E ora va al tiro Marco Russo sul pallino. Non ci sono altre chance, anzi no, ha tirato la boccia del punto. Scusate, avevo letto male. Sì, perché il pallino non si vede. 2 punti quindi conquistati. Invita al tiro Alfonso Nanni, le due bocce sono bersaglio. Gaetano Miloro dichiarato il punto. Però forse non è... Ma io non tirerei, perché adesso tirando scopre... Forse Gianluca Monaldi voleva che giocasse nascosto. Cioè, più di 70, vero? Adesso scopre il pallino, lo obbliga a tirare il pallino, vero? Tanto colpito. Ma adesso è obbligato a tirare il pallino. Vedete che a fondo tavola ci sono le bocce molto sparse. Sui laterali comanda la Vigaso Villafranca, al centro invece comanda TM88. Pallino dichiarato da Marco Russo, bocciata molto importante per lui, colpisce, attenzione, perché forse ancora una volta rimane a favore della Vigaso Villafranca. Niente da fare proprio. Infatti, allora andiamo in pausa. A dopo. Dove c'è la vittoria, insomma, per il momento di 4-0 per la Vigaso Villafranca, fine del primo tempo. Ora diamo linea alla regia e poi ci gustiamo i 2 set di coppia tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
Eccoci rientrati in cronaca dal barranco di Vigasio. Ora ci gusteremo questo secondo tempo dove per il momento vede al comando il punto Inox sul 4-0 contro il TME 88. Ora finalmente vediamo in campo il giovane Nicolò Lambertini che si sfiderà in compagnia insomma, del proprio compagno, quello che aveva sostituito in precedenza, ovvero Rossoni Paolo, e si sfideranno contro Nani Alfonso e Formicone Gianluca, sicuramente due avversari molto ostici. E poi a grande sorpresa vediamo in campo, per quanto riguarda sulla corsia numero 1, Lorenzini Giacomo in compagnia insomma con Monaldi Gianluca, che si sfideranno contro la coppia storica Russo e Bagnoli. Quindi sono anche contento di vedere in campo Lorenzini Giacomo in questo secondo set di coppia. Non so se c'è stato qualche acciacco per Gaetano Miloro, ma non credo. Poi magari indagheremo nelle interviste nel post partita. Sono andato nei spogliatoi, insomma fanno giocare, il punteggio lo permette, provano anche Giacomo che non è l'ultimo arrivato, così è contento anche Nica di vedere il Giacomino in campo. Così vediamo anche chi fa il puntista secondo te? Lambertini? Sì, in teoria sì. Secondo Giusto? me dovrebbe andare a punto Lambertini, però staremo Sì. un attimo a vedere. Intanto ci concentreremo sulla corsia numero 2. Abbiamo già sistemato la grafica, quindi siamo quasi pronti. Manca l'ultima tornata di prova per Monaldi Gianluca e Lorenzini Giacomo. Li vedete inquadrati da questa inquadratura larga proposta dalla regia di Aveglia, quest'oggi coordinata da Gianni Pattuzzo, e alle telecamere Diego Pattuzzo e Simone Pattuzzo, quindi regia completa. Famiglia completa. Esatto, sì, famiglia completa quest'oggi. Al commento, come quasi sempre, il sottoscritto veronese Alex, accompagnato da Martini Andrea. Parte Codogno. Infatti per sorteggio inizia TME 88 e sarà proprio Nicolò Lambertini a dare il via insomma alle danze di questo primo set di coppia in questo secondo tempo. Quindi va Nicolò Lambertini tagliando tutta la corsia da destra verso sinistra. Ne arriva il primo accosto di Nicolò, parte subito molto bene, boccia piazzata a bersaglio con il pallino. Arbitro di partita in questo caso è Gaetano Benzoni. Bocciata per Alfonso Nanni, colpita molto bene, non c'è stato nessuno scarico. Le due bocce avanzano verso la tavola di fondo. Il punto abbiamo ben visto di chi sia. Ora vediamo che Gianluca Formicone si appresta a giocare in accosto, quindi punto a favore della TME 88 e Gianluca gioca la sua prima boccia a disposizione, piazza un punto di circa 30 cm, forse qualcosina meno. Rossoni Paolo al tiro, colpisce, attenzione, scarico sul pallino questa volta. Wow. A differenza di quanto abbiamo visto finora, il pallino è andato sul laterale sinistro dove comandano in una le brutta bocce. posizione anche là, non ci stanno le bocce. Comanda il gioco la Codoniese. Forse andiamo su quella corta, forse. Sì. Tanto consulto tra Alfonso e Gianluca, e Alfonso decide di Corta. bocciare la boccia corta. Neanche una. Infatti tutte e tre le bocce della Vigasio Villafranca sono sul laterale destro, quindi rimangono sempre 2 punti a favore di Lambertini e Rossoni. C'è quel bersaglio lì che...
forse Gianluca Formicone vorrebbe giocare in accosto, attende la risposta da parte del proprio compagno. Nel frattempo sull'altra corsia può raccogliere il primo punto la Vigaso Villafranca con la bocciata di Giacomo Lorenzini. Colpito però anche in questo caso per Giacomo Lorenzini c'è stato lo scarico sul pallino. Staremo un po' a vedere. Ne lascia 2 qua sicuri, con la possibilità di farne tanti. Forse Gianluca rimane molto corto, infatti proprio così. 2 punti lasciati a terra a favore della TME 88. Teniamo quella inquadratura qua che è così. C'è la bocciata intanto nel campo a fianco di Giacomo Lorenzini. Non abbiamo ben visto cosa sia successo. Raccoglie Bagnoli, quindi Comunque avanti per questi primi 2 set la TM 88 su entrambe le corsie. A breve si aggiornerà anche la grafica. e sono 3. 3 punti portati a casa da Nicolò. Ora è il turno di Rossoni, potrebbe fare bottino pieno. No, questa non credo proprio. Questa no, non arriva sicuramente ad impensierire appunto Inox Vigasio, quindi 3-0 questa prima tornata. Nicolò Albertini imposta lui il gioco, Abbastanza corto. questa giovane promessa, neo campione del mondo juniores, insieme con gli altri portacolori azzurri. È arrivato a un buon livello, adesso il problema è mantenerlo questo livello. Sicuramente ci sta riuscendo, anche perché insomma anche le classifiche dell'Under 18 sì, sta ancora diciamo nel mondo degli juniores. Under 18 la classifica parla molto chiaro, insomma è sempre lì davanti. Oddio, nella sua categoria penso che ha pochi rivali, però Intanto finché si gioca, Andrea, diamo uno sguardo a come sta andando questa nona giornata. Dai, bravissimo. Flaminio conduce per 3-1 contro Mosciano, Confer Metal Marche 2 pari con la Faravolo Bottica e F Accessori Moda, Giorgione Trevillese sotto di 3-1 sul Possaccio e poi punto Inox Vigasio TM88 4-0. Quindi diciamo che si deve ancora aggiornare il risultato della Boville Marino contro MP Filtrica Cialanza. È l'unico tassello che ci manca insomma per completare questa nona giornata. Tanto di nuovo bocciata per Rossoni Paolo, errore però per lui. Ha tirata tanto bassa, era appena buona. Non è riuscito a portarla avanti secondo me, anche per quello che no, l'ha sbagliata. Non ha steso bene il braccio. Tanto Brutto consulto errore. Forse c'è anche l'intervento del CT. Chiamano tempo. Sì, chiamato tempo la corsia numero 2, quindi entra in campo Marco Campolungo. Ti saluta Pietro Tagliaferro. Ricambio i saluti. Fierro. Tanto abbiamo l'aggiornamento di Milano sulla Boville Marino, per il momento 2-1, quindi non sono ancora a fine primo tempo, ma per il momento comunque 2-1 conduce MP Filtrica Cialanza. Intanto time out
molto lungo. Più lungo del previsto, dovrebbe chiamare tempo l'arbitro, però conquista un punto Vigasio, 1 pari. Ora infatti è arrivato il richiamo da parte dell'arbitro, finito il tempo per questo time out. Ora vedremo quale sarà la decisione da parte dei due portacolori della TME. Vediamo in bocciata Colpisce male Paolo Rossoni. ci vuole carattere qua, metterla lì è come uccidersi. Ora vedremo la scelta da parte di Niccolò Lambertini, che sta discutendo con il proprio compagno. Niccolò Lambertini si prepara il tiro, bocciata importante per Niccolò, c'è l'errore però, tanto sono riuscito a recuperare la classifica per quanto riguardano i circuiti Prestige Under 18 e vediamo che Niccolò Lambertini è secondo a 6 punti, il primo è a 8 punti, si tratta di Martini Tommaso. L'ho visto giocare la settimana scorsa nell'Elite e l'ho visto bene. Quindi, come avevo pronosticato, insomma, nelle parti alte delle classifiche, anche quest'anno Niccolò Lambertini, comunque insomma non era una sorpresa, si sapeva. Ora trova subito il pareggio Alfonso Nanni e Formicone Gianluca, dopo questa tornata un po' da dimenticare per il TME 88. Ora ha già impostato il pallino Gianluca, siamo nella zona dove osano le aquile. E l'aquila vola bene. Il primo accosto buono per Gianluca, mette subito un po' in difficoltà Rossoni Paolo che va al tiro con il mancino, altro errore per Rossoni Paolo che ha colpito il pallino, quindi boccia nulla. Ora vedremo se ci riproverà, ma intanto aspettiamo il tiro di Marco Russo. Sta tentando un tiro difficilissimo. Bravissimo Marco Russo. Ha preso un pallino. Purtroppo non avevamo un'inquadratura sul tiro, ma ha colpito un pallino spettacolare Marco Russo, che fa così volare la speranza della conquista di un set per il TME 88. Intanto ha rimediato sull'errore in precedenza Rossoni Paolo, colpendo la boccia di Formicone Gianluca. Il pallino si è spostato alle tavole di fondo, questa volta il punto è rimasto a favore della Vigasio Villafranca. Adesso Niccolò Lambertini chiamato a strappare il punto alle tavole di fondo. Tanto sulla corsia 1 avanza per 5-1 TME 88 con Bagnoli, Andrea Russo Marco, che stanno avendo la meglio su Lorenzini Giacomo e Monaldi Gianluca. Sicuramente poi avremo modo per spostarci sulla corsia numero 1 ed osservare insomma questo match. Tanto costo corto da parte di Niccolò, non riesce a strappare il punto. Questo sì. Rimedia con la sua ultima boccia, o forse no, forse è ancora corta. Secondo me da questa inquadratura faccio più punto verso Vigasio. Però tutta a pallino quella lì. Tanto è venuto a trovarci qui nella zona della regia Danilo Calissi.
quindi il punto l'ho preso. Tanto breve consulto di Nanni Alfonso e decide di andare in bocciata sulla boccia di Nicolò Lambertini appena giocata. Alza molto la parabola Alfonso Nanni, ha colpito perfettamente. Che tiro che ci ha fatto vivere Alfonso Nanni, meritevole di replay questa bocciata. Preso giusto in mezzo. Penso che non si aspettava neanche lui una bocciata così, una serie di carambole e ha avuto la meglio 4 la Vigaso caramelle. Villafranca. Esatto, infatti porta a casa 4 caramelle come appena citato. E andiamo a 7, ne basta uno Ne basta uno per aggiudicarsi l'incontro, l'incontro, infatti, quindi 7-3. perché Possaccio incalza. Tanto imposta sempre lungo Gianluca Formicone, pallino leggermente defilato sul laterale destro. Ha già giocato il primo accosto. Forse è l'occasione per vedere anche Umberto Compagnolo dopo se vincono questo set. È Intanto un altro giovane promettente che sta avendo anche un buon successo come CT nella squadra giovanile. Squadra giovanile che domani è Magnabosco, provincia infatti, di Vicenza. Squadra giovanile della Vigaso Villafranca che sta avendo buoni risultati. La scorsa settimana abbiamo visto che un proprio atleta, insomma, ha strappato un record sul tiro di precisione. Record europeo addirittura. Infatti si tratta del record europeo nel tiro di precisione. Mi sfugge il nome di... Anche a me sfugge. Comunque... Penso sia Meda Mattia, ma... Sì, bravissimo, bravissimo. Ancora una buona memoria. E anche convalidato subito, messo a referto. Quindi insomma una squadra giovanile, la volevo anche ricordare. Capitano Braida Fabio, Sartori Giacomo, Meda Mattia, Gallo Eric, Di Filippo Thomas. Squadra giovanile della Vigaso Villafranca che insomma sta dando buoni riscontri anche in questa stagione giovanile, la prima per quanto riguarda questo settore per la Vigaso Villafranca. Rossoni Paolo intanto al tiro. Aia. Errore per Paolo. E mi sa che qua cade il pero. Ora tutto nelle mani di Nicolò Lambertini. Vediamo cosa decide di fare. Sembra intenzionato a tirare. Non ho sentito. 2 bocce per Nicolò. Dichiarato la boccia del punto. Anche per Nicolò errore. E qui Vigaso Villafranca è un passo dalla vittoria di questa 9ª giornata. Il risultato ormai credo scontato per quanto possiamo vedere dalle partite. Si stanno dando una bella battaglia la corsia 1, Bagnoli e Russo contro Lorenzini Monaldi, ma credo che qui le speranze per il giovane Nicolò Lambertini siano davvero poche. Intanto aspettano la bocciata di Lorenzini Giacomo sulla corsia numero 1. E adesso dovrebbe essere il turno di Nicolò Lambertini. Ultima boccia per lui. Prova il tutto per il tutto. Tiro sul pallino, credo, per buttarlo fuori dal campo. Non c'è riuscito. Comunque, insomma, merita un applauso anche Nicolò Lambertini. Forse quest'oggi ha dovuto un po', come dire, non è brillato come al solito, però era molto difficile. Era molto difficile affrontare questi due protagonisti. No, beh, sono andate anche contro 2 mostri che per vincere bisogna giocare al 101%. Fuori Formicone e entra il giovane Campagnolo. Quindi risultato di questo primo set 8-0 per Formicone e Nanni,
contro Lambertini e Rossoni. 8-1. 8-1, grazie Andrea. Ci spostiamo dall'altra parte, che dici? Sì, Andiamo a vedere andiamo un alla pezzetto. corsia numero 1, adesso sto un po' aggiornando anche i punti. Risultato dei 7, quindi 5-0, quindi si aggiudica questa nona giornata la Punto Inox Vigasio, che mantiene la testa della classifica con il Possaccio all'inseguimento. Intanto mi è arrivato l'aggiornamento che la Boville Marino chiude il primo tempo sul 2 pari contro Però. MP Filtrica Cialanza. Sì. Allora adesso siamo, Andrea, alla corsia numero 1. A breve si aggiornerà questa grafica che sta un po' facendo dannare quest'oggi. Tanto è iniziato anche il secondo set sulla corsia numero 2. Andrea Bagnoli chiamato in causa in questo accosto. Vediamo l'accosto di Andrea molto ravvicinato sul punto, avete visto la boccia anche si è fermata di colpo, è anche tornata leggermente indietro. Punto è solo e ora va Giacomo Lorenzini, errore però per lui. Zip. Sicuramente ci riproverà Giacomo. Ora credo che anche l'intensità del match cambi sicuramente faccia, nel senso che sicuramente si rilasseranno. Tanto avete visto, secondo tiro colpito da parte di Giacomo Lorenzini, pallino ancora una volta a favore alle tavole di fondo per la Punto Inox Vigasio, che comanda quindi il gioco. Bocciata per Marco Russo sulla boccia del punto, ha colpito intanto inquadrato Pierpaolo Crossu, che comunque la sua onesta prestazione l'ha fatta quest'oggi, a mio avviso. Ora in accosto Gianluca Monaldi per provare a strappare il punto. Applausi per Umberto Campagnolo, intanto bella bocciata di volo per lui sul campo a fianco. Gianluca Monaldi non riesce a conquistare il punto alle tavole di fondo. Adesso dovrà giocare l'ultima boccia, quindi ci potrebbe essere il primo Gioca male. set vinto per la TME 88, anche se ormai poco conta, però sicuramente dà un po' più di morale per affrontare le prossime giornate. Tanto per affrontare il recupero, lo ricordo ancora una volta, sabato 1° aprile contro la Flaminio, per chiudere anche per la Codognese questo girone di andata. E poi ci sarà subito il girone di ritorno con la 10ª giornata. La chiude subito Andrea. Quindi vince Andrea Bagnoli e Marco Russo questo primo set di coppia e quindi si andrà per il momento sul 5-1 in questo, per quanto riguardano insomma i set. Ora volevo dare uno sguardo alla giornata, alla 10ª giornata che si giocherà Noi andiamo, il 15 aprile. Noi andiamo subito in trasferta a Codogno, fatalità. Infatti, quindi ci sarà questo stesso, diciamo, incontro, però ci sposteremo, insomma, la Punto Inox Vigasio sarà in casa della TME 88, avrà modo, insomma, un po' la Punto Inox di ricaricare le batterie per affrontare questo girone di ritorno magari in una maniera un po' più sciolta, vista anche a come messa in posizione di classifica. Ora si trova a 21 punti. No, niente rilassamenti, niente scioltezze.
poi troveremo Faravolo Boutique contro Coffer Metal Mark, MP Filtri Cancialanza contro Bovile Marino, che qui Anche avremo qui. lo stesso incontro di oggi con diciamo le due squadre invertite, Nova Inox Mosciano contro Flaminio e Possaccio contro Giorgione Trevillese. Uguale come oggi. Mi sembra che Al sia contrario. tutto uguale come oggi, si cambiano soltanto insomma le formazioni di casa e le formazioni ospiti, insomma. Ora direi di dare un attimo linea alla regia per un piccolo break pubblicitario, poi ci ritroviamo qui per gustarci la finale insomma di questa nona giornata. Vi ricordo che al termine ci saranno le interviste nella zona mista di Vigasio, quindi a tra poco, rimanete collegati con noi. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati al barranco di Vigasio, siamo alle battute finali di questa nona giornata, risultato mai scontato, per il momento 5-1 per il punto Inox. Siamo sempre con le telecamere sulla corsia numero 1, dove ora sta giocando in accosto Giacomo Lorenzini, dove hanno subito
primo set contro un Bagnoli e Russo per 8-2. Ora altro costo forse leggermente corto, quello da parte di Giacomo. Non ci sono state sostituzioni nelle file né della Vigasio Villafranca né nelle file della TM88, anzi no, l'unica sostituzione che c'è stata nelle file punto Inox è stato Formicone al posto di Umberto Campagnolo, ma forse l'avevamo anche accennato poco fa. Ora Andrea Bagnoli può aumentare. Come conoscere la strada. Eccolo lì, 2 punti per Andrea Bagnoli, potrebbero andare a distaccare già notevolmente Lorenzini e Monaldi. Scusatemi, Russo Marco ora in accosto. Questa potrebbe andare in sponda o in boccia. Accosto da dimenticare per vabbè. Marco Russo. Comunque parziale di 4-0. Sicuramente la concentrazione è venuta un po' a mancare adesso. Il risultato acquisito. Questa gli ha chiamato, adesso ho capito, siccome l'arbitro non ha visto quando ha tirato il pallino, lo fa rigiocare. Grazie Andrea che hai colto questa chicca. Allora, io ho fatto il corso arbitri, la prima cosa che ti insegnano, il giocatore deve tirare il pallino quando l'arbitro è girato a guardarti. Logicamente se lo tiri in sponda e l'arbitro è girato non lo può vedere. Allora gioca in accosto sua prima boccia Andrea Bagnoli, Leggermente corta. si lascia una 70 di centimetri a disposizione a Gianluca Monaldi. Vediamo se ne approfitta. Sì, cambia il punto. Molto bene. Bocciata quindi per Marco Russo, che conquista così il punto. Abbiamo il replay del tiro Non sbaglia di mai. Marco Russo, anche per lui buona prestazione. Quasi mai non sbaglia, e sempre quando colpisce sempre dalla parte giusta dove va colpita. Ora riconquista il punto il professore Monaldi Gianluca e va con il tiro sul pallino Marco Russo. Questa volta però lo ferisce, non riesce a portarlo alle tavole di fondo, quindi rimane il punto a favore del punto Inox Vigasio. Ora ultima boccia in mano per Andrea Bagnoli, che non gli resta altro che giocare in accosto. Sicuramente avrà lo spazio per la conquista del punto. Lo esegue perfettamente questo costo, avete visto, è passato con l'aiuto della tavola laterale destra, la boccia si vede nettamente. Tiro per Giacomo Lorenzini, potrebbe accorciare la distanza, però c'è l'errore per Giacomo, è stato in campo forse un po' sottotono. Tanto sul campo a fianco non si risparmia. Gianluca Formicone e Alfonso Nanni sono già sul 4-1, anzi è Umberto Campagnolo e Alfonso Nanni. Colpisce questa volta. E allora riesce comunque a conquistare un punto prezioso, punto Inox Vigasio, con Giacomo Lorenzini e Gianluca, che impostano corto.
Intanto volevo ricordare gli azzurri che hanno conquistato il mondiale, visto che prima avevamo trattato l'argomento di Niccolò Lambertini, che è campione mondiale per quanto riguarda la specialità individuale. Nella coppia maschile c'è Federico Alimenti e Tommaso Martini, coppia femminile Giorgia Trudu e Martina Zurigo, e poi ci sono le medaglie d'argento che sono arrivate nel tiro di precisione sempre per Tommaso Martini e per Martina Zurigo. Quindi questo, diciamo, era l'albo d'oro, insomma, per quanto riguarda la formazione d'Italia per il campionato giocato lo scorso settembre. Si chiude in quel di Roma al campo 2. Quindi finisce la corsia 2, ha vinto 8-1. 8-1 Alfonso Nani e Umberto Campagnolo, quindi aggiorniamo ulteriormente la grafica e quindi ci resta la fine, insomma, del match sulla corsia numero 1. Poi avremo le interviste del post partita. Intanto Giacomo Lorenzini prova a strappare il punto laggiù alle tavole di fondo, dove non c'è riuscito prima Gianluca Monaldi. E non ci riesce neanche Giacomino. Neanche Giacomo trova riscontro positivo alla conquista del punto. Ora intanto c'è stato boccia nulla da parte di Giacomo Lorenzini. Ora gioca la sua ultima cartuccia Giacomo. Vediamo che sfiora ancora una volta la tavola laterale destra a costo ancora corto per Giacomo, quindi il punto rimane per il TME 88. La può chiudere qua, giocando bene, però bisogna giocare veramente bene. Decidono di bocciare la propria boccia sotto la tavola di sinistra. Se colpisce uno ci va sicuro. C'è passata davvero vicina. Sai cosa ti dico, Alex? Che io devo andare a rispondere a una chiamata. Ok. Saluto qua tutti gli amici di Aveglia e alla prossima. Va bene? Grazie Andrea Quando di essere stato qui in nostra compagnia. Quando hai bisogno chiama. E quindi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio Andrea. A costo corto quindi per il TME 88, che non è riuscito, insomma, a portarsi a casa ulteriori punti in questa tornata. Siamo sul 5-1. Ormai, insomma, poco conta di questo match. Volevo un attimo dare uno sguardo ai punti fatti per quanto riguarda il punto Inox Vigasio. Ha accumulato finora 458 punti, ne ha subiti 338. Per il TME 88 invece 314 punti fatti per il momento, subiti 372. Naturalmente il tabellino qua di punteggi non è aggiornato perché manca sicuramente questa ultimo set di coppia da giocarsi. Comunque, insomma, era giusto per dare una statistica in più di queste due squadre che si sono affrontate oggi. Andrea Bagnoli si posiziona a 1 metro dalla tavola laterale destra, gioca in accosto, questa volta migliora rispetto a quello in precedenza. La boccia è sola. Ora Giacomo Lorenzini, chiamato alla bocciata, soprannominato ghiaccio bollente, è ritornato
quest'anno nelle forze della Vigasio Villafranca, dopo un anno, forse 2 di stallo alla Pieve Anievole. Salutiamo insomma anche gli amici della Toscana con Nico Bassi, Franci Matteo, che ci seguono spesso. Marco Russo intanto ha ricolpito, conquistato forse 2 punti alle tavole di fondo. Un punto è sicuro, il secondo è da dare uno sguardo, ma poco importa, preferisce giocare subito in accosto Gianluca Monaldi. Vediamo che gioca molto bene questa boccia, Gianluca conquista il punto, quindi chiamato di nuovo in bocciata Marco Russo. Intanto si sta consultando Niccolò Lambertini con il proprio dirigente Lamantea Carlo. Ha colpito ancora una volta Marco Russo, spostato il pallino, attenzione perché forse ha messo a terra 2 punti sicuri. Ha abbastanza spazio Giacomo Lorenzini, vediamo se riesce a portare a casa un altro punticello. Si potrebbe andare sul 5-2, vediamo se sarà così. Arriva piano piano la boccia di Giacomo, quindi 5-2, e ora sarà la volta della Vigasio Villafranca che imposterà il gioco. Vedete che Gianluca Monaldi si affida al gioco corto, appena fuori dalla linea regolare. Un paio di metri insomma prima della linea della Chito, imposta con la prima boccia bersaglio Gianluca. Marco Russo chiamato al tiro, colpito, cercato di spostare il pallino alle tavole di fondo, ci è riuscito, però boccia da una parte, pallino dall'altra, punto davvero molto largo alle tavole di fondo, e Gianluca non ci pensano 2 volte, giocano in sicurezza verso l'accosto alle tavole di fondo. Forse non ha scelto di bocciare la propria boccia corta perché è proprio sotto la sponda parallela al pallino, quindi potrebbe anche darsi che le 2 bocce vadano verso il laterale sinistro, non facendo così gioco. Tanto questa volta Marco Russo colpito, non dalla parte buona, però rimane il punto a terra per la Punto Inox con Bagnoli Andrea. Si presta a giocare la prima delle 2 bocce che ha a disposizione. Sembra ben tirata la boccia di Andrea Bagnoli, si deve solo fermare, un po' al limite. Boccia doppia con il pallino, Giacomo Lorenzini chiamato in causa, 2 bocce per lui. Va ora con il tiro, con la sua prima, colpisce perfettamente dove andava colpita, mette a terra quindi 2 punti, quindi 2 punti per il Punto Inox. E ora Andrea Bagnoli, ultima boccia per lui, vediamo se la giocherà come l'ha giocata poco fa. Sembra di sì, forse questa volta giocata meglio di prima perché tutta prima del pallino. Attenzione perché ci potrebbe essere lo scarico sul pallino stesso, vedremo se sarà così. Giacomo Lorenzini va al tiro, bocciata semiveloce, errore però per Giacomo, non è scesa questa volta, quindi si va sul 6-2.
sempre più avanti TME 88 con la conquista anche di questo secondo set per la coppia storica Bagnoli-Russo. Ora Andrea gioca il pallino poco dopo la linea della Quito, pallino spostato sul laterale sinistro. Siamo appena entrati nella zona dell'ultimo riquadro del campo. Andrea Bagnoli, solita impostazione di gioco a 1 metro dalla tavola di destra. Imposta molto bene, anche se supera il pallino di una quindicina di centimetri. Vuole provarci Gianluca Monaldi. Forse quest'oggi non ha il meglio come prestazione, però insomma l'hanno portata a casa la punto Inox Vigasio anche quest'oggi. Tanto Gianluca conquista un ottimo punto. Ora Russo Marco, bocciata un po' delicata per lui, colpito comunque. Vedete, pallino alle tavole di fondo, sempre un po' a favore della punto Inox Vigasio. Dobbiamo un po' dirlo, insomma, che quest'oggi alla tavola di fondo ha visto sempre più la parte della Vigasio Villafranca. A volte bisogna anche dire quando è così. E adesso Andrea Bagnoli, ultima boccia per lui. Sembra giocata molto bene, forse ci manca una ventina di centimetri per la conquista del punto. Marco Russo va al tiro sulla boccia corta, mettendosi completamente in diagonale per far avanzare le proprie 2 bocce. Vedete che ci riesce in qualche modo, ha stretto molto sul gioco. Ora dichiarando il pallino ci sarebbero 3 pezzi, credo, oppure dichiarando la boccia del punto. Intanto vanno alla visione del gioco Gianluca e Giacomo. Forse hanno anche un po' la visuale sul tiro ostruita dalle 2 bocce corte del TME 88. Staremo un po' a vedere cosa proveranno a diventarsi i protagonisti della punto Inox. Ora stanno tornando. Giacomo Lorenzini raccoglie la boccia che ha a disposizione. Sguardo concentrato di Gianluca Monaldi. Tiro di Giacomo Lorenzini. Colpito la boccia dichiarata. Però alla fine della fiera credo che il punto sia andato a favore del TME 88. Comunque ha fatto una buona giocata lo stesso Giacomo, perché ha allargato molto il gioco. Ora potrebbe anche provare ad inventarsi un'alzatina, un tiro lento sulla propria boccia sotto la tavola di sinistra. Si potrebbero portare a casa 2 o 3 punti. Tanto il punto è a favore del TME 88, ma non sono d'accordo con la mia previsione. Vogliono bocciare al quinto punto. Ha colpito. Attenzione, perché trovano forse i 4 punti con questo tiro, o meglio 3 punti sicuri. Mancherebbe il quarto di Gianluca Monaldi. Che bocciata che ci ha fatto vedere Giacomo Lorenzini. Non mi aspettavo sicuramente un esito così. Tanto in arrivo l'ultimo accosto di Gianluca Monaldi.
Vediamo se si ferma, perché sembra molto allegra questa boccia del professore. Infatti trova l'impatto con la tavola di fondo. 3 punti portati a casa quindi dal punto inox, con 2 bocciate notevoli di Giacomo Lorenzini. Parziale di 6-5. Siamo davvero agli sgoccioli di questa nona giornata. Intanto magari do uno sguardo alle altre partite che si stanno giocando, magari c'è qualche aggiornamento live. Mi sembra che sia tutto invariato come prima, quindi sì, non c'è praticamente nessun risultato aggiornato. Forse è un po' difficile aggiornare i punteggi in live. Comunque 6-5, partito con il pallino Marco Russo, conquistato subito il punto alle tavole di fondo. Ora Gianluca Monaldi prova a strappare il punto alle tavole di fondo, ma ancora una volta rimane corto. Sta ancora girando però la boccia di Gianluca, ma a mio avviso non è arrivata alla conquista del punto. L'arbitro comunque dà un'occhiata, Boccaccia Lodovico. Anche per questo arbitro credo sia stato il suo primo esordio per questo campionato, perlomeno primo esordio qui a Vigasio, ne sono certo. Ora Giacomo prova a rimediare all'errore fatto da Gianluca Monaldi e conquista il punto Giacomo Lorenzini alle tavole di fondo, costringendo così la bocciata di Marco Russo. Alza molto la parabola, attenzione perché trova l'impatto sul pallino. Forza di errori qui la formazione della punto inox si è fatta sotto, era sotto di molti punti. Ora vedete che dalla grafica 6-5 per il momento. E Andrea Bagnoli prova a chiudere. C'è riuscito questo primo accosto. Vedete che la boccia torna indietro, ma difficile sfuga via. Virtuale 7 a terra TME 88, ma ancora una cartuccia in mano Giacomo Lorenzini. Decide di andare in accosto. Non ci sono molte soluzioni se non magari offrirci un tiro di volo alle tavole di fondo, ma non è stata così la decisione da parte di Giacomo. Trova la boccia in accosto molto corta, quindi può chiudere TME 88. Vediamo con Andrea Bagnoli. Se potessi scommettere, scommetterei chi chiude qui, però attendiamo l'arrivo della boccia di Andrea. Infatti avrei perso la mia scommessa, stranamente, perché di solito vinco spesso. Quindi siamo sul 7-5, altra tornata. Comunque, anche se l'incontro si è deciso da molto, il pubblico è sempre molto presente qui al Barranco di Vigasio. Sappiamo che comunque non è una novità per quanto riguarda il pubblico, che viene spesso, insomma, a gustarsi le partite
sia del campionato sia delle gare che organizza la bocciofila Vigasio Villafranca, che ha già in programma qualcosina a maggio. Ora non sono ancora decise del tutto le date, ma mano a mano daremo i nostri aggiornamenti. Tanto si consultano Giacomo Lorenzini e Gianluca Monaldi. Credo che partirà il tiro sul pallino Giacomo, infatti vuole giocare in attacco. Ha colpito subito il pallino Giacomo Lorenzini. Appunto alle tavole di fondo si aggira intorno a 1 metro abbondante. Andrea Bagnoli scende in accosto. Buona comunque anche la prestazione di Andrea Bagnoli quest'oggi, che ha comunque provato a fare il colpaccio qui nella sua ex casa, diciamola così. Non c'è riuscito perché insomma, anche onestamente parlando, la formazione della Vigasio Villafranca credo che quest'anno sia una formazione molto tosta, lo si sapeva già dall'inizio, e per il momento insomma anche i risultati lo confermano. Tanto qualche battuta anche del pubblico qui presente. Marco Russo gioca la prima delle 2 bocce che ha a disposizione per provare a conquistare il punto alle tavole di fondo. Forse una costa un po' timido questa volta quello di Marco Russo, si è fermata un po' al limite. Forse il punto è preso, sembra di aver intuito che il punto sia preso, ma l'arbitro sta misurando. Tanto si ride anche sulla panchina della Codogniese 88. Poi staremo anche a vedere chi verrà, se avrà il piacere di fare 2 battute nella zona mista del barranco di Vigasio in questo post incontro. Gianluca Monaldi decide di andare al tiro, non ho ben capito a cosa stia tirando. Abbiamo visto, tirato la propria boccia sotto la tavola, messo a terra 2 punti, virtuale parità a terra, ultima boccia per Marco Russo. Attenzione, perché potrebbe essere tornata decisiva per mettere il sigillo a questa 9ª giornata. Marco Russo decide di bocciare la boccia corta. Attenzione, perché tavola di fondo quest'oggi per la TME 88 è stregata. Vedete che le bocce della TME sono andate tutte quante sul laterale destro. Ora può chiudere Gianluca Monaldi, vediamo se ci riuscirà. Ha fatto scorrere la propria boccia sotto la tavola di sinistra, adesso piano piano la vedrete entrare nella nostra inquadratura. Eccola qua, si deve solo fermare la boccia di Gianluca Monaldi al limite, ma si ferma giusto in tempo. Quindi finisce per 7-1 questa 9ª giornata. Ha vinto appunto Inox Vigasio contro una TME 88 che comunque ci ha provato, non c'è riuscita. Ora linea alla regia per un breve spot pubblicitario, poi ci troviamo qui nella zona mista di Vigasio per le interviste a caldo del post partita. Grazie.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo con Gianluca Formicone qui nella zona mista del Barranco di Vigasio, nona giornata, si conclude insomma questo percorso di andata in questo campionato. Gianluca, siete al comando, anche quest'oggi vittoria netta contro una squadra insomma, che ci ha provato, TM88. Insomma, quali sono le tue sensazioni di quest'oggi? È stato un incontro giocato bene da noi, siamo partiti benissimo, sai, quando poi parti 4-0 sulle prime 4 hai un grande vantaggio, ti puoi permettere di tutto poi nel secondo turno. Diciamo che oggi finisce il girone di ritorno, siamo imbattuti, finiamo questo girone imbattuti, la squadra è in crescita, io personalmente in crescita, possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso c'è Pasqua, ci fermiamo, ricarichiamo le pile e poi cerchiamo di ripartire con il piede come siamo riusciti a fare fino adesso. Infatti ci sarà la pausa pasquale, poi ripartirete il 15 aprile, se la memoria non mi inganna, sempre contro TM88. Ci sarà la giornata, praticamente la giornata è la fotocopia di quest'oggi, solo che si invertono insomma le squadre. E, insomma, che dire? Non sarà sicuramente una fotocopia, la squadra sarà sempre la stessa, però in casa loro sono temibilissimi, giocano bene, i campi sono particolarissimi, bisognerà fare una grande prestazione e portare a casa i 3 punti. Abbiamo visto Gianluca che il tuo percorso non solo nel campionato ma anche nelle gare sta andando molto bene, sappiamo che sei in partenza per Campobasso domani, insomma dai, dacci un pronostico per domani Gianluca. È da pazzi, però la nostra passione ci porta a fare anche questo. Speriamo domani sarà una gara major, andremo lì sperando di far sempre bene, non sarà facile con quel regolamento che c'è sulle major che non è uguale a come giochiamo di solito, le partite vengono diverse, perciò non puoi fare un pronostico, non puoi fare niente. Va bene, ti ringrazio Gianluca, grazie di essere stato qua in compagnia con noi, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, ciao.
Ora siamo in compagnia del CT della Team 88. Oggi è una giornata insomma un po' amara, sapevamo che era difficile per voi quest'oggi qui a Vigasio, ci avete provato, non ci siete riusciti. Ora ricaricherete le pile perché il vostro girone di andata non è ancora finito, giusto? Esatto, cercheremo di resettare. Purtroppo è un periodo che io dico a livello un po' psicologico stiamo un po' accusando alcune prestazioni e speriamo di riuscire a tirarci fuori al più presto, assolutamente, anche perché le classifiche sono molto corte, quindi un attimo trovarsi invischiati in una zona pericolosa. Adesso voi affronterete il Flaminio sabato prossimo, se non vado errato, il 1 aprile. Come affronterete insomma questo match in vista che sulla carta sembra molto tosto? Lasciamo stare i retroscena che ci sono stati, però insomma voi andrete là motivati, almeno spero. Sì, no, sicuramente sarà un incontro difficilissimo, sarà molto difficile giocare a Roma e dobbiamo per forza avere la consapevolezza di fare qualcosa in più. Sinceramente anche l'atteggiamento che è mancato, perché io oggi ho visto anche la mancanza di atteggiamento, che è la cosa che mi ha dato più fastidio, perché se andiamo un po' a vedere quelle che sono state le partite, specialmente la terna, c'era la possibilità di vincere, però non posso dire niente. Sull'individuale, sulla seconda coppia ho visto un atteggiamento sinceramente che non mi è piaciuto. Quindi sicuramente dovrete un attimino resettare perché insomma i nomi li avete in squadra, il potenziale c'è, manca soltanto quell'attimo in più di freschezza anche. Esatto, speriamo di riprenderci alla svelta e niente, dimenticare le cose negative, cercare di prendere le cose così positive, quei 12 punti qua che abbiamo fatto fino adesso e ripartire da lì e non pensare più a queste prestazioni, tutto qua. Va bene, ti ringrazio Mauro di essere stato qui in compagnia con noi, sicuramente in bocca al lupo per il proseguo di questo campionato. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Eccoci ora in compagnia con il CT Nicolini Massimo, CT del Punto Inox Vigasio. Si chiude questo girone di andata con una strepitosa prestazione da parte dei tuoi ragazzi. Concludete insomma questo ciclo imbattuti, che dire? Bene, c'è poco da dire, insomma, dai, siamo contenti, abbiamo fatto le ultime 3 8-0, 7-1, 7-1, perciò significa che siamo cresciuti e questo è la nostra marcia, stiamo andando via spediti e secondo i piani siamo contenti, bene, benissimo. Ora, come abbiamo parlato un attimo in precedenza con Gianluca Formicone, ci sarà la pausa pasquale, insomma ricaricherete le pile, poi si ritornerà al 15 aprile, se non vado errato, sempre contro TME 88. Insomma, come affronterete questo girone di ritorno? Come il girone dell'andata, insomma, cercheremo di vincerle tutte perché è la nostra natura, dobbiamo farlo, dobbiamo crederci sempre, e sereni, tranquilli che finora abbiamo fatto bene, e perciò insomma, adesso ricarichiamo un attimo un po' le pile e poi ripartiamo. Codogno là sappiamo che non sarà facile, oggi abbiamo visto che comunque le terne sono state in bilico fino alla fine e bisogna essere onesti, abbiamo avuto un pizzico di fortuna dalla parte nostra che ci ha aiutato a girare bene anche questa volta, perciò vuol dire che non sarà semplice, insomma, però noi siamo sereni, tranquilli, non abbiamo rispetto per tutti e paura di nessuno, insomma, dai. Diciamo che avete un momento favorevole con il vento in poppa, abbiamo visto insomma che anche, come hai citato te, le due giocate a terna, insomma i 2 set a terna erano un po' in bilico.
Poi abbiamo notato che nel primo set delle coppie è schierato Giacomo Lorenzini. Siamo stati anche curiosi di vederlo qui in casa perché era la prima volta, giusto? Sì, è giusto così, deve giocare anche lui perché comunque ha il valore, il giocatore lo conosciamo, poi Vigasio lo conosciamo bene ed è giusto che giochi anche lui e avrà sicuramente altre possibilità. Insomma, l'obiettivo a noi è di arrivare a San Giovanni pronti, tutti 6 pronti, perché poi dopo là non si sa cosa succede, penso che bisogna che tutti giocano a un livello alto. Oggi forse nelle terne qualcosina, qualche errore non di troppo, insomma qualche errore, però sai, proprio quando ti abituano bene anche, però se porti a casa anche questi set dove forse meriti magari di pareggiare 1-1 diciamo nella terna, vuol dire che insomma il pizzico di fortuna aiuta e vuol dire che ci siamo. Va bene, ti ringrazio Nicolini per essere stato qui in nostra compagnia, tanto ne approfitto per fare gli auguri in una serena Pasqua a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Che dire, dalla zona mista di Vigasio per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima diretta di Boccia, sempre su Avelia HD Live. Ciao a tutti! Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.